Buongiorno e ben trovati. Mezzogiorno in punto, rientriamo in diretta anche oggi qui su Antenna 3 per tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, della politica, dell'attualità, e oggi di aggiornamenti ce ne sono davvero tanti. Una situazione davvero fluida, soprattutto sul fronte politico per quanto concerne questa crisi di governo che ieri sera di fatto è deflagrata nel corso del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera al recovery plan. Quindi in tutto questo bailame c'è anche una buona notizia, perché c'è un testo definitivo che ora dovrà passare al Parlamento, ma c'è una crisi di governo in atto. Alle 17:30 oggi Matteo Renzi giocherà a carte scoperte, ha indetto una conferenza stampa e lì capiremo quale destino toccherà a questo governo, al governo Conte bis. Però c'è un'altra partita collaterale, è quella del nuovo DPCM che andrà a regolare la vita di tutti noi a partire da metà gennaio, quando scadranno le misure attualmente in vigore. Questa sera è fissato un nuovo Consiglio dei Ministri che dovrà fare il punto proprio su questo, ma delle anticipazioni molto importanti sono arrivate questa mattina alla Camera dei Deputati, dove il ministro Speranza ha di fatto svelato i piani dell'esecutivo. La proroga innanzitutto dello stato di emergenza si andrà fino al 30 di aprile per il minimo, perché poi, come sapete, il CTS ha chiesto lo stato di emergenza, la proroga fino al 31 luglio. Però partirei proprio dalle parole del ministro Speranza relative alla proroga pronunciate questa mattina alla Camera dei Deputati. Dai parametri precedentemente riportati ne consegue effettivamente un drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle singole regioni. 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato, di cui 2 in progressione a rischio alto nelle prossime settimane, e una sola regione è in questo momento a rischio basso. Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente, abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure proporzionali al rischio di una diffusione incontrollata dell'epidemia. Per le ragioni che ho finora esposto, il Governo ritiene inevitabile, prima di tutto, prorogare al 30 aprile lo stato di emergenza che scade il 31 di gennaio. Ecco, queste le parole pronunciate questa mattina dal ministro Speranza, quindi proroga dello stato di emergenza con tutto quello che ne concerne anche dal punto di vista dei provvedimenti legislativi dell'esecutivo fino alla primavera di fatto inoltrata. Del resto i numeri li conosciamo tutti, continuano a essere impietosi e drammatici per certi versi. Vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, perché immagino non sia stata una notte facile, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Buongiorno Ministro, ben tornato su Antenna 3. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Sì, devo dire la verità che è stata forse una nottata abbastanza interessante, ma conclusa al meglio. Ecco, lei è sempre molto ottimista, diciamo, ma giustamente non potrebbe essere altrimenti, perché comunque la notizia buona, Ministro, è che c'è il recovery plan, adesso c'è un testo vidimato dall'esecutivo, e questa è una buona notizia per tutti. Cominciamo da qui. Sì, certo, intanto sono ottimista perché sono veneto, e noi veneti normalmente lo siamo per nostra natura, altrimenti non avremmo fatto le grandi cose che abbiamo fatto in tutti questi anni. Allora noi abbiamo una buona notizia come governo, siamo arrivati finalmente al recovery plan, è stato
deliberato da parte del Consiglio dei Ministri ieri sera in tarda nottata, seppur con l'astensione da parte delle ministre di Italia Viva, una motivazione di dispiacere, perché credo che fosse più utile essere compatti in questo momento e andare oltre alle polemiche politiche che non stanno in pratica capendo nessuno. Non si capisce per quale motivo Italia Viva faccia questo passaggio di ricerca di una crisi possibile di governo in un momento così difficile. Comunque abbiamo adesso, arriverà oggi alla Camera e al Senato questo importantissimo piano del recovery, che al suo interno contiene 209 miliardi di euro divisi in 6 argomenti principali, che conterranno all'incirca 50 importantissimi progetti da qui al 2026. Sono 220 miliardi perché abbiamo aggiunto altri 11 miliardi di euro dall'FSC, e questo permetterà di poter rivoluzionare e cambiare effettivamente il nostro Paese, facendo degli investimenti importantissimi che ci aiuteranno a uscire dalla crisi economica, perché chiaramente oltre alla pandemia, avendo dovuto chiudere una parte importantissima dei settori del nostro Paese economici, dobbiamo affrontare una crisi. Però sono fiducioso, questo piano ha all'interno delle prospettive veramente importanti per il nostro Paese in termini di innovazione tecnologica, innovazione della pubblica amministrazione, banda larga, industria 4.0 per le nostre imprese, infrastrutture ferroviarie di prima grandezza per il nostro Paese, una transizione ecologica che ci aiuta a modificare, alleviare i danni in questo momento dovuti al surriscaldamento globale, e poi chiaramente investimenti in istruzione, in cultura e sulla medicina territoriale, che è stata, come abbiamo visto, la grande assente in una grande parte delle regioni del nostro Paese. Quindi investimenti vicino ai cittadini, e ne siamo particolarmente orgogliosi. Questo tra l'altro è un punto importante, Ministro, quello appunto della sanità, perché poi sono state trovate ulteriori risorse, o comunque è stato implementato il capitolo destinato alla sanità, e lei dice che queste risorse andranno soprattutto alla sanità territoriale, che poi è un tema assolutamente cruciale. Da un punto di vista formale adesso, Ministro, e chiedo alla persona giusta, che cosa accade? C'è il via libera del Consiglio dei Ministri, adesso tutto passa, come lei diceva, al Parlamento. Che tempi ci possiamo dare per questo recovery plan? Allora, io credo che il Parlamento utilizzerà 15 giorni per poter avere le audizioni, fare le verifiche opportune, anche porre dei miglioramenti, me lo auguro, perché con l'aiuto dei 945 parlamentari di tutte le forze presenti in Parlamento, maggioranza ed opposizione, ci sarà sicuramente un aiuto, una discussione ampia nel nostro Paese per poter fare i passaggi ulteriori del miglioramento. Poi, una volta ritornato all'interno del Consiglio dei Ministri, verrà ancora una volta deliberato, passato in Commissione europea, e qui all'interno inizierà la seconda fase, con anche la verifica dei piani collegati appunto al suo interno, i famosi 47 piani. Quindi è un percorso di costruzione, ma ci permetterà soprattutto di iniziare ad avere i primi soldi, e quindi già nel 2021 iniziare a mettere tutto questo denaro che si possano trasformare effettivamente in opere sul territorio, anche perché abbiamo fatto un decreto semplificazione nello scorso agosto, e ci aspettiamo che finalmente questo Paese possa iniziare a correre sbloccato sotto il punto di vista burocratico. Ministro, questa sera ci sarà un altro Consiglio dei Ministri, e stavolta si parlerà del nuovo DPCM, quello che andrà a regolare la vita di tutti noi, l'ho detto all'inizio, dal 15 di gennaio in poi. Questa mattina il suo collega Speranza ha detto, l'abbiamo sentito poco fa, che lo stato di emergenza sarà prorogato al 30 di aprile. In quale direzione stiamo andando? Che anticipazioni ci può dare in merito a questo nuovo DPCM? Sapete che il DPCM è un passaggio importante, va oltre la data del 15, dal 16 in poi il 15 è il nuovo DPCM, perché abbiamo la scadenza di quello delle norme attuali. Verranno mantenute le indicazioni di passaggio tra zona gialla, zona arancia e zona rossa, così come sono adesso, quindi da 0,99 come curva di RT si passa in zona arancia, da 1,25 si passa in zona rossa. Vi sono quelle indicazioni che ha detto Speranza, soprattutto per quanto riguarda la massima attenzione.
La pandemia è ancora presente, nel nostro paese ha dei numeri inferiori in questo momento a Germania, soprattutto alla Gran Bretagna, però abbiamo una curva di RT che in moltissime regioni ormai è superiore a 1, quindi vuol dire che ogni persona ammalata ne ammala un'altra e qualcosa in più, quindi vuol dire che è in crescita. Questo per quale motivo? Perché chiaramente vi sono più momenti in cui si è in casa, c'è sicuramente minore bel tempo, minore, diciamo, la classica situazione estiva. Vi sono stati gli incontri durante le festività, seppur in maniera molto morigerata, con grande attenzione, però vi sono stati, e quindi vi è un aumento. E più vi sono queste varianti in giro per l'Europa, da quella sudafricana a quella inglese, che danno veramente una grandissima preoccupazione. Invece nota positiva in questo momento è che siamo arrivati ad oltre 800.000 persone vaccinate nel nostro paese. Se pensiamo, io ragiono sempre che l'anno scorso a quest'ora ancora non conoscevamo praticamente nulla del coronavirus, abbiamo avuto il primo paziente a Codogno, questo Mattia, il 21, poi oggi scopriamo che la malattia era presente già da novembre, forse in Lombardia, però noi abbiamo iniziato a conoscere il 21 febbraio scorso, il 2020, e già da oggi invece che siamo arrivati al 12-13 gennaio siamo ad 800.000 persone vaccinate. Continueremo in questo modo, siamo pronti anche per poter avere questo vaccino Moderna che è in distribuzione in questo momento, più semplice anche da maneggiare, e poi arriviamo anche, mi auguro, a fine mese con AstraZeneca e quindi ancora con decine di milioni di dosi in più. Abbiamo fatto acquisti per 250 milioni di dosi di vaccino e siamo convinti che una volta che avremo dosi alla mano, grazie all'aiuto di tutto il personale sanitario e delle 15.000 nuove assunzioni in personale sanitario, infermieri e di medicina, potremo vaccinare ancora in maniera più veloce anche attraverso gli spazi dedicati all'interno delle farmacie. Quindi su questo punto di vista ci avviciniamo, dobbiamo correre, essere molto protettivi in questo momento, ma poi cercare di correre ancora maggiormente nella vaccinazione. E Ministro, l'ultima battuta ovviamente su quello che sta succedendo a livello politico. Alle 17:30 Renzi dirà sostanzialmente qual è la sua intenzione, se ritirerà o meno le ministre dal governo. Diciamo che la strada sembra abbastanza tracciata, ma le chiedo, alle 12:12 del 13 gennaio 2021, in quale direzione stiamo andando? Ma sapete che, devo dirvi la verità, che ancora non ci è chiaro cosa vogliono fare e che personalmente mi sembra una totale follia in questo momento così grave pensare a una crisi di governo, una totale follia. E gliel'ho detto più di una volta anche agli interlocutori, e anzi io ringrazio Italia Viva per tutto il lavoro fatto in questi mesi insieme. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, a mio parere, con tutte le difficoltà, sicuramente migliorabile, ma non eravamo mica pronti come paese ad affrontare una crisi dovuta a una pandemia globale e poi una crisi economica di questo tipo. Nessuno era pronto al mondo. In qualche maniera abbiamo fatto squadra e ad oggi è incomprensibile questa possibile crisi di governo. Come Movimento 5 Stelle noi ci siamo stretti attorno al Presidente Conte, che ringrazio personalmente per il grande lavoro svolto, ci ha dedicato anima, corpo, un'intera vita a poter dare una mano agli italiani, e ringrazio le altre forze di maggioranza con cui il PD, Liberi e Uguali, il gruppo delle autonomie, con cui continuiamo a lavorare in maniera assidua. Mi auguro che tutto possa rientrare e quindi questa situazione possa andare verso una soluzione, altrimenti chiaramente vi sono due possibilità: o andare in aula e comprendere poi se vi sono delle persone all'interno dei gruppi parlamentari e del gruppo misto che vogliono appoggiare il governo, o diversamente chiaramente vi sarà il voto. Credo che in questo momento però siano tutti quanti degli errori, dobbiamo continuare, andare con il Presidente Conte, con la mia forza politica, il Movimento 5 Stelle, che è molto molto compatto in questo momento, andare verso la continuazione dei grandi lavori che stiamo facendo, e in particolare dobbiamo fare il prossimo DPCM, il prossimo decreto emergenze che va da oltre 31 gennaio, e poi abbiamo la prossima settimana uno scostamento di bilancio che vale tra i 25 e i 30 miliardi di euro.
euro, che deve andare in un decreto ristori per tutte le attività commerciali, i negozi, il turismo invernale, gli impianti a fune, i maestri di sci, le persone tutte che lavorano in un settore invernale che è stato praticamente azzerato quest'anno e su cui dobbiamo porre la massima attenzione, e lo dice uno che è bellunese. Assolutamente, questo tra l'altro è un altro punto, capire quanto questa crisi poi possa portare scompensi a tutto il capitolo dei ristori, ma questo è un altro tema. Le chiedo un'ultimissima cosa, Ministro, proprio 10 secondi. Lei in qualche modo ha ringraziato tutti o comunque buona parte della sua squadra. Sono saluti finali questi, li interpretiamo come dei saluti finali oppure come un messaggio ai responsabili, se ci sono, e soprattutto ci sono questi responsabili? Lei da Ministro per gli affari con il Parlamento, cosa ci può dire? Io in questo momento, in brevissimo vi dico che mi auguro che la maggioranza attuale possa continuare, perché fino ad oggi ha fatto tanto in mezzo alle difficoltà. Questo è il mio grande auspicio in questo momento. Quindi io sento di chiedere a Italia Viva un passo in avanti, una moderazione delle parole, meno interviste, più fatti concreti e poter proseguire insieme. Questo chiedo io, credo che questo lo chiedono tutti quanti gli italiani, e chiedo a Matteo Renzi di mettere al servizio del Paese le sue grandi capacità, perché ci sono. È un uomo di 45 anni che ha fatto 1000 giorni alla presidenza del Consiglio dei Ministri, credo che abbia le competenze e capacità per poter aiutare ancora il nostro Paese. Dall'altra parte chiaramente il momento è così difficile che credo che vi siano delle persone che possono fare un passo in avanti per aiutare il Paese, e non le chiamerei responsabili in tono dispregiativo come spesso è successo nel passato, ma probabilmente vi sono delle persone che possono aiutare il Paese in questo momento di grave difficoltà. Questo è il mio tono in questo momento, perché le cose da fare sono tante e le persone che soffrono sono ancora di più in questo Paese che è stato messo in ginocchio come tutto il mondo dal coronavirus. E tra l'altro, insomma, vedere divisioni mi riportano soltanto alla mente scene che abbiamo visto anche in grandi democrazie come gli Stati Uniti, dove in questo momento c'è anche lì una forte indicazione di non dividerci, e anzi ascoltiamo le parole di Papa Francesco che ci indicano come l'unità sia il più grande valore in questo momento da dover percorrere insieme. E addirittura io chiaramente in questi, sia sul decreto ristori che su le altre prossimi passaggi parlamentari, cercheremo sempre di più anche di poter spiegare e di poter avere la partecipazione anche delle opposizioni che ci possono aiutare a poter migliorare i testi e poter essere più veloci nella risposta ai nostri cittadini. Ministro, grazie, ci aggiorniamo ovviamente nelle prossime ore. Grazie a Federico D'Inca, Ministro, grazie e buon lavoro. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, dopo vi raccontiamo una bella storia e lanciamo anche un messaggio. Alle 12:30 poi ci colleghiamo con Marghera. A dopo. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci alle 12:30 con l'unità di crisi di Marghera per sapere appunto le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti sul fronte della lotta al Covid da parte del governatore Zaia. Ma prima una bella storia con un messaggio importante. A raccontarci questa storia è Francesca Toffanin, che è Miss Italia Veneto 2020, ma è molto di più, perché Francesca è speaker radiofonica, è anche tecnico sociosanitario e ieri ha lanciato un messaggio per l'appunto importante. Francesca, benvenuta su Antenna 3. Grazie mille Cristian, e ringrazio tutti quanti i collaboratori di Antenna 3 per questa possibilità di raccontare appunto la mia storia, ma soprattutto la storia di un bellissimo progetto a cui ho potuto partecipare proprio ieri, a San Donà di Piave. E adesso ci arriviamo, abbiamo anche le immagini, Francesca, però io partirei appunto da quella fascia che stai indossando con giusto orgoglio, perché tu sei la più bella del Veneto e ovviamente questo ti è stato riconosciuto all'interno di questo concorso importantissimo, un concorso che ha cambiato pelle a causa del Covid. Com'è stato partecipare a Miss Italia ai tempi del Covid?
Allora, diciamo che quest'anno le finaliste erano molte meno. Infatti eravamo 23, una ragazza per regione, a parte qualche regione che appunto presentava 2 miss. Già il numero comunque dà un confronto particolare al concorso, perché solitamente si è abituati anche a vedere questo concorso in diretta in televisione. Quest'anno invece c'è stata una diretta YouTube, quindi già il contesto comunque è cambiato tantissimo. È stata la prima volta anche per tantissime ragazze che hanno potuto visitare Roma, la città storica, e diciamo l'emozione era 1000, perché quando mi hanno contattato per sapere appunto che dovevo rappresentare la mia regione, come la regione di tante altre ragazze qui in Veneto, è stata una notizia veramente fantastica e la prima cosa che ho pensato è stata: ma siete sicuri? Avete scelto me? E me l'hanno confermato, quindi dopo aver avuto un'ulteriore conferma ho comprato il biglietto per Roma e ho realizzato solamente quando ero in treno assieme appunto a una mia collega, che lei è Miss Friuli Venezia Giulia, che saluto tanto, che stavo effettivamente andando alla finale di Miss Italia. E una finale stranissima, perché avete poi indossato anche la mascherina sostanzialmente durante le sfilate, così? Sì, abbiamo indossato la mascherina sia durante le escursioni per Roma, sia comunque nei momenti di tragitto da postazioni in cui dovevamo comunque scattare foto, a fare sfilate vere e proprie, ma durante il concorso, nonostante comunque i distanziamenti sociali e tutto, non avevamo addosso la mascherina, ma durante tutto il resto del tempo sì, dal camerino al bus, all'hotel, sempre. Ti chiedo, Francesca, tu tra l'altro sei anche tecnico sociosanitario, quindi per certi versi immagino che tu stia vivendo questo periodo in una determinata maniera. Com'è stata questa esperienza anche dal punto di vista psicologico? Allora, io più che mai, infatti, quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto, mi sono sentita sì in dovere come Miss Veneto di partecipare, ma prima di tutto come ragazza, perché avendo studiato comunque o avendo comunque intrapreso un percorso di studi di sociosanitario, so cosa vuol dire stare accanto alle persone, so cosa vuol dire per gli anziani, i disabili, i bambini in questo momento che non sanno come fronteggiare la situazione, perché ci siamo trovati comunque catapultati in un mondo che non conoscevamo, siamo riusciti comunque a fronteggiarlo o meglio, nella maniera migliore che abbiamo potuto fare, però io in primis mi sono sentita proprio un po' affranta all'inizio. Poi, avendo comunque riorganizzato tutta la mia routine, la mia quotidianità, e avendola adattata ad adesso a comunque le restrizioni che sono ancora in corso, ho dovuto farmi forza e dire: perché io, che sono un personaggio pubblico, lavoro anche in radio, non posso dare un messaggio comunque di speranza e far uscire un sorriso sul volto delle persone. E tra l'altro, appunto, proprio questo tuo atteggiamento psicologico, chiamiamolo così, ti ha portato a sostenere la campagna avviata ieri e che abbiamo raccontato dell'ULSS 4 Veneto Orientale per sensibilizzare le persone a indossare la mascherina. Può sembrare banale dirlo, perlomeno ancora, ma non basta mai. Questo ce lo diciamo ogni giorno. Tra l'altro prima ha chiamato una signora che saluto e ringrazio, e ci ha detto mi raccomando, dite che bisogna indossare la mascherina perché insomma c'è ancora gente che non lo fa. Ecco, perché ieri hai partecipato a questo progetto e ci hai messo la faccia? Allora, diciamo che l'argomento sembra sempre banale, perché si parla comunque di un oggetto che a noi era sconosciuto prima del 2020, che però adesso fa parte della nostra quotidianità. Perciò, quando mi hanno proposto di partecipare a questa comunque campagna di sensibilizzazione per i giovani, perché alla fine molte persone pensano che sia colpa dei giovani che al giorno d'oggi il coronavirus comunque venga diffuso molto sia nei paesi che comunque anche nei piccoli comuni, e mi sono sentita in dovere, io in primis come ragazza, di dire no, io ci voglio mettere la faccia, voglio dire la mia, perché noi ragazzi, nonostante le nostre buone azioni, sia buone che cattive che siano, noi facciamo il nostro, perciò è giusto che i ragazzi sappiano quanto importante sia l'utilizzo della mascherina. E io forse ne sono proprio l'esempio, perché avendo fatto comunque la finale di Miss Italia con una mascherina, penso che mi era d'obbligo. Tra l'altro puoi mostrarci la mascherina del progetto, so che la tieni con te. Sì, eccola qua, guarda, la indosso anche.
così ve la faccio anche vedere. Appunto, davanti a questa mascherina c'è scritto "conta su di me", e la scritta non è stata fatta casualmente. L'hanno voluta posizionare comunque a livello della bocca, perché la prima cosa che si mostra a una persona quando gli si parla, la si guarda in faccia, è appunto la parte frontale della mascherina. Perciò hanno voluto sensibilizzare le persone che comunque vedono questa mascherina a dire: non andrà tutto bene, devo contare su me stesso, perché io in primis sono l'unica forza su cui devo far conto. E Francesca, tu sei speaker radiofonica, Radio Wow, Sì. che è una radio tra l'altro molto seguita dai giovani. Come li vedi questi giovani in questi mesi? Sono stanchi, sfiduciati, sono ancora speranzosi? Che sentore hai da giovane? Perché appunto sei giovanissima anche tu. Allora, il mio dovere principalmente in radio è appunto di far sorridere le persone, di farle sentire bene, nonostante il periodo un po' di crisi. I giovani sì, hanno tantissima voglia di tornare alla normalità, di poter comunque ritrovarsi con i propri amici, poter fare festa, perché sì, si parla di movida, ma come movida non si intendono solamente le discoteche, si intendono anche semplicemente degli aperitivi al bar, momenti di quotidianità che per noi erano importantissimi, soprattutto in Veneto. Perciò quando in radio mi sento comunque ricevere dei messaggi, quando ricevo i messaggi vocali sono veramente assurdi, mi sento ricevere questi messaggi positivi, mi mettono speranza, mi mettono voglia, perché allora stiamo facendo il lavoro nel modo più corretto. E Francesca, ti chiedo, siamo sempre in attesa di collegarci con Marghera, non vedo ancora nessuno posizionato. Qual è stata la reazione? Tu sei di Baone, dei tuoi compaesani a questa fascia, a questo importante riconoscimento? Allora, i primi messaggi che ho ricevuto comunque sui social, perché si sa, i social sono la nuova generazione di comunicazione, e grazie anche comunque alla mia impressione che do sui social, ho avuto messaggi sia comunque da paesani, sia da persone, donne, uomini, da tutta Italia, con congratulazioni, tutte queste cose qui, complimenti, però gli amici più stretti, o ad esempio come il mio ragazzo, mia madre, non ci credevano e io ero più incredula di loro. Però poi effettivamente quando sono tornata da Roma sono tornata diversa, sono tornata più sicura di me stessa e non ero più la ragazzina che era salita sul treno per Roma ad affrontare una finale nazionale con una mascherina, con una pandemia anche in corso. È stato un evento veramente bellissimo. Però ancora adesso stento a crederci quando mi fermano e mi domandano: ma sei Miss Veneto 2020? Io rispondo sì, con orgoglio. Allora, abbiamo proprio 30 secondi. Ti chiedo, fai un appello ai giovani e non solo. Che cosa ti senti di dire in questo momento? Beh, sicuramente di utilizzare la mascherina, perché adesso che è uscito il vaccino, e fortunatamente è uscito, non serve solamente vaccinarsi, ma serve comunque tenere tutte le altre azioni di quotidianità e di routine di igiene, come ad esempio l'igienizzazione delle mani, il poter comunque fare la spesa con la mascherina. Quindi mi raccomando ragazzi, indossate la mascherina, perché è il primo mezzo per proteggere noi stessi, ma soprattutto le altre persone che sono più fragili. Ragazzi di tutte le età. Sì, di tutte le età, non intendo solamente i giovani, parlo anche delle donne, come anche degli uomini, come anche degli anziani, perché molte volte appunto si punta sempre il dito contro i giovani, ma non è solo colpa nostra. E ieri tra l'altro è stato ben sottolineato durante la conferenza stampa dell'ULSS 4 come tanti anziani continuino a ritrovarsi anche nelle abitazioni private a giocare per esempio a carte. Sono comportamenti scorretti che in questo momento è meglio appunto evitare, diciamolo, ribadiamolo Francesca. Sì, è meglio evitare questi comportamenti, però a volte è anche difficile, perché comunque noi giovani possiamo adattarci a quelli che sono comunque i tempi di adesso. Per gli anziani è un po' diverso. È un po' più difficile. Si parla, esattamente. Anche ieri infatti si parlava della comunicazione. Certo. Sì, noi ragazzi comunque siamo sempre aggiornati per i social, ma per gli anziani non è un po' più difficile. Semplice. Francesca, ti saluto davvero, grazie per questa tua testimonianza. Grazie a Miss Italia Veneto, Francesca Toffanin. È arrivato Zaia, ci colleghiamo con Marghera. 3.512.186 molecolari e 2.176.678 tamponi rapidi. Il totale dei tamponi fatti in queste ore ci ha dato, negli ultimi 24 ore, ci ha dato 1.884 positivi.
1884. I tamponi sono 54.121, l'incidenza dei positivi è 3,48%, quindi si sta abbassando ancora. Ovvio che noi nel bollettino nazionale avremo oggi che siamo i primi in Italia per numero di positivi e nessuno scriverà che abbiamo fatto 54.000 tamponi. Che poi 54.000 tamponi, oltre ad essere un servizio che si dà ai cittadini, è anche un piano di sanità pubblica, cioè cercare positivi il più possibile. I positivi ad oggi sono 81.970. Dall'inizio della crisi sono 291.719. Totale ricoveri 3.348. Così suddivisi. 2.988 meno 40 in area non critica. E in terapia intensiva 3,60 meno 31. Siamo al 13° giorno di calo, come vi dicevo ieri. Purtroppo i morti sono 7.684 più 91. I dimessi sono 12.230, ne abbiamo dimessi 200 anche ieri. I vaccini abbiamo in carico ad oggi, dal primo giorno, 81.998 dosi. Siamo a 70,15 perché sono arrivati ieri e l'altro ieri, insomma stiamo parlando che verranno aggredite ovviamente velocemente somministrate. Adesso siamo già nella fase, dopo ve lo dirà il dottor Flor, siamo già nella fase dei primi richiami, perché il 27 abbiamo fatto le prime 870 dosi, quindi arrivano già i richiami dopo i 21 giorni. Arrivano in Moderna, penso oggi, 7.800 dosi e ovviamente sapete che in Moderna verranno distribuiti in percentuale alla popolazione over 80. Questo è l'intendimento, vuol dire che in base alla popolazione over 80 che hai, ogni regione avrà la sua quota rispetto al totale dei vaccini Moderna che verranno distribuiti. In generale, guardate, io penso che sia fondamentale continuare a dire ai cittadini di non abbassare la guardia. Sì, è vero che sono 13 giorni di calo, però è altrettanto vero che la situazione può invertire tendenza e rotta in qualsiasi istante. Lo abbiamo visto già purtroppo in molte comunità a livello internazionale. Pensate che la Germania, ve lo dicevo anche ieri, è in lockdown totale dal 16 dicembre, ha una curva che, se la vedete, sembra la salita della montagna russa prima dell'inizio della discesa, quindi nel massimo picco di curva c'era la Germania. Gran Bretagna avete visto, ma vedo purtroppo vedo regioni che hanno fatto restrizioni, a differenza del Veneto, che hanno ripreso il contagio e quindi anche in Italia si sta rimuovendo, per cui nessuno è escluso, c'è poco da cantare vittoria. Lo dico perché se da un lato mi piacerebbe rassicurare i cittadini e penso che insomma da sto incubo vorremmo uscirne velocemente, spero sia così e il vaccino ci darà una mano, dall'altro devo anche dire che l'unica cosa da non fare oggi è pensare che sia finita. Quindi ai cittadini dico: evitate di andare negli assembramenti se non è strettamente necessario. Uno dice: ma cosa vuol dire? Vuol dire che se devi andare al supermercato cerca di sceglierti un orario buono e vacci una volta alla settimana, non andarci 8 volte alla settimana perché si è dimenticato il latte, si è dimenticato le uova. Cioè meno affrontiamo folle, meglio è. Stiamo continuando con le sequenziazioni e nella speranza di avere ancora più spiegazioni. Ripeto, tutti quelli che hanno una soluzione ce la facciano pervenire per iscritto. Per noi ci siamo stancati di sentire il mondo intero che sa come si risolve il problema, ma poi sapete, lo dico sempre,
quando tu vedi qualcuno parlare, parlo in generale, non mi riferisco a qualcuno, parlo anche a livello nazionale che si vede spesso, commentatori eccetera, quando li ascolti pensa sempre che responsabilità hanno, cioè l'importante è avere una responsabilità, perché parlare tanto per parlare, tanto non rispondi mai di nulla, capite che è un sistema molto facile, no? Anch'io potrei parlare dello shuttle e di come si può organizzare una missione, ma tanto anche se dicessi delle castronate comunque non avrei nessuno che mi viene a chiedere conto, perché non ho nessun impegno giuridico rispetto a questo. Noi abbiamo i pazienti, abbiamo i malati e quindi il dottor Flor sta seguendo da vicino assieme alla sorella Lanzarin questa partita. Ancora oggi vi ricordo che a differenza di marzo abbiamo deciso di non chiudere le prestazioni. E tutti fanno l'esempio con marzo, però varrebbe la pena ricordare che rispetto a marzo di fatto noi non abbiamo chiuso nulla. Vale la pena ricordare che a marzo potevamo contare i posti di terapia intensiva anche di quelli non Covid liberi, perché comunque non li caricavamo. Oggi invece abbiamo deciso di affrontare questa seconda fase lasciando le prestazioni. Infatti abbiamo più di 7.000 pazienti non Covid in questo momento, erogando con non poche difficoltà le prestazioni. Chiudo ringraziando i nostri uomini e donne della sanità che stanno soffrendo da mesi ormai, è da febbraio che si portano avanti questa tragedia, finirà, però loro vanno ringraziati perché diciamo, escludendo quelli che si sono persi nelle polemiche e pensando a quelli che hanno pensato al fatto che dobbiamo fare lavoro di squadra, penso che il merito sia assolutamente di una squadra. Sono 60.000 dei quali 11.000 medici. Poi abbiamo gli operatori sociosanitari, gli infermieri, insomma tutti quelli che lavorano nella sanità. E poi c'è una regione che ha dato un'organizzazione a questa sanità. Io direi con orgoglio che è bene ricordare che noi non lasciamo a terra pazienti. Per questo io quando qualcuno veniva qui a fare domande o ci sparava a livello nazionale tentando di descriverci come Bergamo, dicevo sempre guardate che noi non lasciamo a terra pazienti. E voi siete testimoni, non c'è nessuno che vi ha contattato dicendo che non è stato preso in cura. Quindi penso che sia fondamentale guardare avanti, ce la stiamo mettendo tutta, ringrazio i veneti per l'impegno che ci stanno mettendo e chiudo con un pensiero alle attività produttive. Guardate, io non sono scandalizzato dalle proteste che fanno, guardo con attenzione quello che sta accadendo. Mi metto nei panni di tanti operatori che non sono solo bar e ristoranti, penso alle palestre ad esempio, tanto per citare una categoria, ma penso anche ai tanti negozi che vivono come si può dire, di mobilità, nel senso che un negozio se ha i confini chiusi lavorerà molto di meno rispetto a un negozio che non ha i confini chiusi. Tutte queste proteste nascono da un fatto che se i ristori ci fossero reali e ci fossero in tempo reale, penso che nessuno penserebbe di riaprire. Io spero che si risolva velocemente questa partita dei ristori. Il governo ci ha garantito in più occasioni di fare in tempo reale assieme al DPCM un decreto ristori, chiedendo la votazione dello scostamento. Penso che il Parlamento non abbia riserve nel votare lo scostamento. È fondamentale dare i soldi a questi operatori che non è che vogliono la luna, chiedono semplicemente di poter tenere in vita le loro aziende, di poter avere i soldi per un pezzo di pane, pagare i loro lavoratori e pensare di ripartire. Guardate, sono molte di queste aziende che non riapriranno più. Quindi un pensiero di vicinanza a loro, coscienti del fatto, siccome sono persone per bene, l'unica cosa che chiedo e auspico che qualsiasi forma di protesta sia, ma so che lo fanno, sia assolutamente rispettosa delle regole della sanità, perché protestare è un diritto di tutti, è inviolabile, lo dico anche per quelli che vengono sotto casa mia, a parte il fatto che potrebbero andare da un'altra parte a protestare. No, ma guardate, sale della democrazia la protesta, guai se non ci fosse, però c'è da dire che dobbiamo fare in modo comunque che la protesta non si trasformi in contagio, quello sì. Per il resto è giusto che siano rispettate queste proteste e che il governo ne tragga la necessità di provvedere subito a mandare i ristori a questi operatori, che peraltro, e ho chiuso,
non fanno solo un sacrificio personale, lo fanno per la comunità, perché in un mondo nel quale tanti sono aperti e pochi vengono chiusi, penso alle piste da sci ad esempio, no? O penso al sacrificio che fanno i ragazzi che non vanno a scuola. Ecco, ricordiamo che queste sono categorie che fanno un sacrificio a nome della collettività, visto che siamo in un mondo nel quale si parla sempre di senso civico. Questo è il senso civico, però non possiamo pensare che uno che fa un sacrificio in nome e per conto di una comunità debba anche morire in nome e per conto della comunità. Questo no. Noi tutti abbiamo l'obbligo di aiutare questi operatori. Io ho finito, c'ho domande e poi passo al dottor Flor. Filippo che deriva Crisi Petenò e poi vediamo. Filippo Tosato del Mattino, buongiorno. A proposito di quest'ultimo capitolo, no? Questa protesta io apro che è stata annunciata per venerdì. Ricordo magari per chi non ne fosse a conoscenza che si tratta di una iniziativa autonoma di riapertura dei ristoranti, dei bar da parte di un insieme di esercenti, una protesta nata sui social che intendono riaprire l'attività al pubblico in segno appunto di protesta. Lei ha detto protesta legittima purché si rispettino le regole sanitarie. È difficile rispettare le regole di sanità che vietano l'ingresso di clienti in un bar e la consumazione in un bar o in un ristorante se appunto il segnale di protesta è questo, cioè se il contenuto della protesta è questo. Non crede che sia inevitabile in questo caso una violazione delle regole? Ma guarda, io penso che debba essere evitato intanto di far partire la lotta tra guardie e ladri. Penso che va compreso fino in fondo con il buonsenso un momento di difficoltà, perché si sta presto a fare le scelte col portafoglio degli altri. Penso che non bisogna neanche, e a loro va dato merito di non essersi fatti strumentalizzare politicamente, perché questa è una, come si può dire, è un'iniziativa che parte dalla loro base, non c'è politica dietro. E penso anche che sia fondamentale ricordare, io ho visto delle dichiarazioni che penso che siano state fatte da operatori della ristorazione civili che hanno parlato loro per primi della necessità di farlo nel rispetto, diciamo, comunque del distanziamento di altro. Insomma, li abbiamo visti nelle piazze quando è stato 2 mesi fa, col primo di PCM, si sono riuniti, hanno mantenuto il distanziamento, le mascherine. Dopodiché, ragazzi, stiamo parlando di un problema che non esisterebbe se ci fossero i ristori. È inutile che facciamo finta di non capire qual è il problema. Non lo dico a voi, lo dico in generale, sembra quasi che questa sia una protesta nata, va preso atto che se ci fossero i ristori non staremmo qui a parlare della protesta. Ecco, un'altra questione di immediata attualità. Prego. Questi segnali di crisi di governo, anche se vogliamo questi segnali contraddittori, notizie frammentarie, riunioni, vertici notturni, dichiarazioni, al di là del fastidio che questo può creare nella gente in un momento di sofferenza del paese, questi intrighi di palazzo, lei ha contatti di lavoro quotidiani con esponenti del governo. La sua impressione e soprattutto tutto questo potrebbe avere degli effetti negativi nella catena decisionale sul fronte pandemia che ha tanti aspetti, come sappiamo, ha tanti risvolti. Ma guarda, lo dice uno che è un inguaribile sostenitore del fatto che il popolo debba essere sempre al centro delle scelte, no? Quindi uno direbbe si va a votare. La verità è che in un momento come questo pensare di affrontare una campagna elettorale mi sembra abbastanza traumatico, no? Penso che c'è chi ha posto una questione, ma lo guardo da fuori, leggo anch'io i giornali, c'è chi ha posto una questione ragionevole o meno, io non discuto di questo, facendo partire questa crisi di governo. I toni che vengono utilizzati da alcuni ministri nei confronti del Presidente del Consiglio mi fanno capire che ormai il livello di rispetto personale e di fiducia, il rapporto fiduciale sia cessato.
e quindi siamo in una fase di agonia trascinata. Penso che le alternative siano solo due, immagino per il Capo dello Stato: o Conte si fa il terzo governo, una nuova maggioranza, o con una maggioranza che troverà, oppure ci sia un cambio al vertice e ci sarà un nuovo Presidente del Consiglio. Vedo l'ipotesi delle elezioni molto remota, sinceramente, ma queste sono opinioni personali di uno che si occupa di Covid tutti i giorni, non di poltrone di politica. Grazie. Prego. Pederiva, Parisi, Petenò. Grazie, Angela Pederiva del Gazzettino. Buongiorno Presidente. Il Ministro Speranza questa mattina è intervenuto alla Camera per dare alcune anticipazioni sul contenuto del DPCM che dovrebbe essere varato questa sera e entrare poi in vigore il giorno 16 gennaio. Ha citato 12 regioni a rischio elevato e altre 8 invece a rischio moderato, di cui 2 con progressione comunque alta. Dov'è il Veneto in tutto questo e che ragguagli avete avuto sui criteri? Non lo so, immagino che gli indicatori ci mettano a rischio elevato, non ve lo so dire, a prescindere da quello che sta accadendo da 13 giorni. Ma il vero tema è l'importante è che i coefficienti, le valutazioni che farà l'Istituto Superiore di Sanità si basino su dati omogenei. Perché se il tema è l'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti, penso, a parte il fatto che lo stesso Ministro ha detto su questo non si ragiona, penso, o piuttosto che il numero di positivi al giorno, voi che avete vissuto assieme a noi questa avventura capite che è una roba inutile. Quindi dati, guardate, sapete qual è il vero dato concreto? L'ospedalizzazione. Sull'ospedalizzazione non c'è, il tot, la percentuale di ospedalizzati sugli abitanti, sui 100.000 abitanti, quindi non ti sbagli neanche se vuoi e vedi subito se c'è qualcosa che si discosta. Ad esempio noi abbiamo una regione che è la sesta, se non ricordo male, in Italia per ospedalizzazione, cioè vuol dire che ci sono 5 regioni che stanno ospedalizzando più di noi, magari delle quali non si parla. Da quanto ha detto Speranza, il criterio dell'incidenza dovrebbe valere solo per l'individuazione della zona bianca, quindi 50 contagi ogni 100.000 abitanti, peraltro al momento nessuna regione rientrerebbe dentro. Ma a prescindere da quello, ripeto, se i dati non sono uniformi, anche se il Veneto fosse in zona bianca, ma dipende sempre da quanti tamponi fai. Finiamola di raccontare le bugie ai cittadini. Non possiamo, come mi ha detto il dottor Miozzo, Presidente siamo davanti a un paradosso, è il paradosso della virtuosità, cioè fai tanti tamponi e diventa un paradosso, no? Che i tanti tamponi ti puniscono, il che spieghiamo ai cittadini. Siccome ogni tanto c'è qualcuno che voi sapete che io dico sempre quello che penso, non è che noi abbiamo le restrizioni perché abbiamo tanti tamponi, magari fosse così, chiudiamo il rubinetto e finita lì. Cioè, le regioni che sono in difficoltà perché hanno l'ospedalizzazione, da noi i pazienti non vengono in ospedale perché hanno il tampone, vengono perché non respirano più. Queste leggende metropolitane le potete raccontare su Topolino o da altre parti. Noi abbiamo 3.400 pazienti che se non hanno l'ospedale rischiano di morire, al di là dei sintomi che possono avere lievi, medi, intensi, importanti, critici, ma sono persone che hanno bisogno di un ospedale, che non c'entra niente con i tamponi. E lo ripeto alla nausea, lo ripeto a tutti quelli che fanno le considerazioni, ma fuori, ve l'ho detto anche ieri, c'è il sole, io sono venuto in autostrada anche oggi, è pieno. Uno dice, ma Zaia di cosa sta parlando? La regione, il dottor Flor. Cioè, vi ricordo che tutti i sistemi sanitari nel mondo rischiano di andare in tilt e alcuni sono andati in tilt, il che vuol dire che se ti viene un infarto rischi di non trovare neanche la porta dell'ospedale aperta. Ho reso l'idea. Quindi noi dobbiamo fare in modo che la gente non si ammali per finire in ospedale. Se dopo la scelta della comunità è quella di dire non ce ne frega niente, però a quel punto deve essere una scelta, capite, io non la condivido, ma diventa di una responsabilità estrema pensare che lasciamo tutto libero e succeda quel che succeda, perché se si sceglie così noi andiamo al collasso nel giro di un paio di mesi, noi possiamo garantire che andiamo al collasso, ma non perché non siamo bravi, gli altri vanno al collasso prima di noi, cioè perché non riusciamo oltre un certo numero, funziona così.
Sì, gli ospedali hanno un loro dimensionamento, non è che sono fatti per ricoverare 4.900.000 veneti. Le chiedo allora e chiudo un ultimo chiarimento sui dati relativi al ricovero. Ha citato per il 13° giorno di fila il progressivo calo della curva della terapia intensiva, però sappiamo che quelle possono essere non solo dimissioni ma anche purtroppo morti, cioè letti che si liberano per il decesso del paziente. È stato fatto uno studio, non so se posso chiederlo lei al dottor Flor, su per esempio appunto oggi i meno mi pare 31 ricoveri in terapia intensiva che hanno qualcosa a che vedere con i più 91 morti. No, ma c'è lo studio, e poi Flor ve lo dice, anche qui. Spieghiamolo bene questo dato, e poi il dottor Flora è molto più preciso di me, più preparato di me. Noi abbiamo un dato degli ingressi e delle uscite. Quando vediamo che gli ingressi calano rispetto alle dimissioni, vuol dire che c'è l'inversione di tendenza, e così ce l'abbiamo ad esempio sull'area non critica. Cioè le curve degli ingressi e delle dimissioni si stanno invertendo, ma fino a 13 giorni fa gli ingressi erano superiori alle dimissioni, cioè non è che si svuotano le terapie intensive e muoiono tutti, è che noi abbiamo meno carico di prima. Sì. Parisi, Petenò. Perché del resto, peraltro, parallelamente stanno diminuendo le aree non critiche. Quante volte vi ha detto il dottor Flor, finché non calano le ospedalizzazioni non critiche, non caleranno le terapie intensive, perché il passaggio sine qua non in molti casi per passare alle terapie intensive. L'assessore Lanzarin non c'è perché è in videoconferenza col governo per il piano pandemico. Parisi. Presidente, buongiorno. Anna Maria Parisi, Gruppo Media Nord-Est TV. Una questione, la prima. A breve anche Federfarma Veneto presenterà a Mestre e in una farmacia di Mestre alle 13:30 a breve il test dell'autodiagnosi per il Covid. Ora, mi chiedevo, vista la questione del contact tracing, come avverrà poi con la positività degli eventuali test, con il cumulo dei dati della regione? Sì, è confermato, l'assessore Lanzarin ha fatto assolutamente l'accordo, prevede comunque che ci sia tutto segnalato, no? I negativi, i positivi, tanto è vero che ieri ha dato i dati. Ok, no, quindi io prendo il tampone e lo faccio a casa in autonomia? Non si può fare a casa in autonomia perché non è autorizzato. Immagino presentino un'autosomministrazione vigilata che quindi fai lì in farmacia. Oggi non è, da quello che so io, se non è cambiata la norma stanotte. Si parla di test dell'autodiagnosi. Sì, ma l'autosomministrazione da banco non è ancora autorizzata in Italia. Allora, vista questa precisazione, poi un'altra questione per quanto riguarda il vaccino con gli operatori sanitari, considerata l'autonomia delle scelte di ciascuno e la non obbligatorietà, ma anche il criterio di salute pubblica, come ci si regola nei confronti degli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino? È un loro diritto. Punto. A parte il fatto che c'è un'alta adesione, gli operatori sanitari arrivano al 90%, abbiamo invece qualche problema in più nelle case di riposo, dove c'è chi non vuole fare i vaccini in maniera più importante rispetto alla sanità, agli ospedali. Ma fra l'altro c'è un'alta adesione tra gli operatori sanitari della sanità del Veneto. Il problema si pone nell'RSA dunque? Di più nell'RSA, ne abbiamo già parlato, nel senso che nell'RSA c'è opera di coinvolgimento, però giustamente poi rientra nelle prerogative di un operatore non farsi il vaccino. Perché no? Siamo in un mondo libero, non hanno detto che bisogna dire così. Fulvio Pettenò, Rai TGR Veneto, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha sentito il ministro Speranza? No, non l'ha sentito. In ogni caso parlava appunto di questa situazione epidemiologica grave, lanciava l'allarme, appunto siamo in un'epidemia di nuovo in espansione e più o meno lei, sono aspetti che lei ben conosce perché col ministro Speranza ha confronti, ma rispetto a quanto viene detto per le prospettive, voi avete già altri incontri tra governo e regione? Sì, domani mattina alle 8:30. E sarà un incontro che definirà anche alcune prospettive per quanto riguarda
le fasce regionali? Riguarderà il DPCM, quindi domani mattina alle 9:30, scusate, parleremo sicuramente nell'incontro ancora di DPCM e quindi delle ultime proposte che avrà affinato il Ministro Speranza rispetto alle misure. Considerate che secondo me è sbagliato che qualcuno possa accarezzare l'idea che l'Italia possa restare un'isola felice in un'Europa che sta crescendo molto. Quindi dovremmo avere la massima attenzione perché una terza ondata c'è ed è in corso. Vi ricordate quando vi dicevo che noi abbiamo 2 settimane di ritardo? Andate a vedere i dati di alcune regioni che si ritenevano ormai in calo e fuori da questa tragedia, che hanno ripreso alla grande a crescere, sia sul fronte dei ricoveri che della mortalità. Il Ministro ha parlato anche, appunto, serve più unità in questo periodo, unità anche politica. Su questo lei che valutazioni dà? Do la valutazione che in questo momento ci vuole senso di responsabilità, lo dice una persona che ha sempre sostenuto che il voto sia sanificatorio. In un momento come questo pensare di affrontare una campagna elettorale la vedo veramente tragica, anche perché conosciamo quali sono le modalità di questo Paese nell'affrontare le campagne elettorali. Ma a parte il fatto che non ci sono neanche le condizioni, col divieto di assembramenti, con le zone eccetera, non ho capito che campagna sarebbe poi, oltretutto. Che prospettiva lei vede su questa situazione per quanto riguarda il Veneto, anche rispetto alle possibili decisioni che verranno e alle indicazioni che vengono dalla CTS? Ma l'unica cosa che io so ad oggi è che noi avremo la zona arancione, dopodiché se ci sono delle variazioni nella scelta del CTS si dovranno essere documentate per capire quali saranno le fonti. Di certo è che se la fonte è il dato dell'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti a settimana, è un dato che noi non condividiamo perché è chiaro che da noi è più alto perché facciamo più tamponi, ma è matematico, non è un alibi. E c'è l'aspetto stabilizzazione, lei c'è una lieve diminuzione dice, di ricoveri, però c'è la preoccupazione appunto di trovarsi poi in difficoltà in una situazione epidemiologica di virus che è in espansione. Sì, guardi, noi non dobbiamo abbassare la guardia, è pur vero che da 13 giorni calano i ricoveri e le terapie intensive ed è altrettanto vero che l'indice dei positivi sui tamponi fatti, come ad esempio oggi, è il 3,48% contro un 14% nazionale. È anche probabile, per dare un segno di speranza, se così lo vogliamo definire, che noi abbiamo pagato il duro conto prima degli altri e adesso magari approfitteremo di questa fase di discesa mentre gli altri andranno in risalita. È probabile perché comunque da noi ha battuto tanto questo virus, abbiamo 3.400 ricoverati e sulla mortalità abbiamo pagato un caro tributo. Staremo a vedere le prossime settimane. Se i veneti continuano questa battaglia con la mascherina evitando gli assembramenti, ne veniamo fuori. Non avrei Prigioni, Bonet, Tosato. Sì, c'è il dottor Flor che poi ha robe più interessanti delle mie da dirvi. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. La preoccupa il rinvio della riapertura degli impianti? Mi preoccupa, sì, guardate, non è un duro sacrificio, è un doppio duro sacrificio. Perché non è, guardate, con tutto il rispetto che ho magari per altre categorie, ma la montagna c'è veramente in ginocchio, lo è perché comunque la montagna invernale rappresenta un'isola felice in un territorio difficile da viversi, è un territorio che ha bisogno della presenza umana per evitare che soldi dissesto idrogeologico, cioè tutti i cittadini della montagna amano la montagna, sono sentinelle nella montagna. L'abbiamo visto con Vaiano cosa significa avere i cittadini. Una provincia come Belluno che si spopola per 1.000 abitanti all'anno non aveva bisogno di questo guaio. Io ho l'impressione che la stagione sia letteralmente messa in discussione perché l'ulteriore proroga ci rimbalza a febbraio e marzo e poi sappiamo come va a finire. Anche qui se ci fossero i ristori quantomeno tamponiamo. Prego. Bonet. Sì. Allora, riprendo la domanda del collega Prigioni. Sul tema delle riaperture degli impianti, una riapertura con linee guida potrebbe essere una soluzione, perché non ho capito bene, mi pare che le regioni abbiano fatto una proposta che è stata anche approvata dal CTS. Sì, è una proposta, Marco, che è un po' datata ormai, perché è una proposta di settimane fa.
Di certo oggi dovremo capire l'Istituto Superiore della Sanità che indicazioni darà, ma da quel che è dato a sapere, ma non è certo, il DPCM penso valuti una proroga delle aperture. Una proroga delle aperture dal 18 che è già prevista in poi vuol dire saltare a febbraio. Non ho l'impressione che la situazione cambi da qui a febbraio, per cui è fondamentale che diano i ristori. Seconda domanda, non si ferma la Cherai sui tamponi rapidi nonostante la circolare, diffida della NAO ad usare anche quelli di terza generazione negli ospedali. Guarda, come rispondete a questa diffida? Andate avanti? Rispondiamo con una voce autorevole, quella del dottor Flor, ma ve lo dico perché mi sono reso conto che c'è la volontà di mettere in piedi questa leggenda metropolitana che la politica decide a chi fare l'iniezione, che pasticche dare ai pazienti, a chi vietare il plasma, a chi non dare il plasma, a chi fare il tampone rapido, a chi fare il tampone molecolare, a chi mandare la terza generazione, a chi la prima, e altre menate, cretinate del genere che offendono non solo noi della politica, ma soprattutto i tecnici. Cioè noi i piani di sanità pubblica, le terapie intensive, queste robe, di fatto vediamo il dossier quando è ultimato, anche perché non abbiamo professionalità, competenza e neanche legittimazione giuridica per occuparsi di queste robe. Per cui da oggi in poi rifiuto anche di rispondere, perdonami, a queste domande e le lascio ai tecnici, il dottor Flor, che io non l'ho mai incontrato in vita mia, il dottor Flor immagino molte volte più di me. Poi è giusto che ognuno dica la sua, però è altrettanto vero che è legittimo che noi possiamo anche rispondere. Quindi passerei al dottor Flor con questa risposta subito. C'era un tosato prima. Ah, scusami. Soltanto un aggiornamento. Alcuni ristoratori hanno ascoltato le sue parole, ringraziano per l'attenzione, chiedono se lei per caso venerdì ha intenzione di andare a cena da qualche parte. Le riporto la domanda. Ma guarda, non lo faccio per una questione di non rispetto, non l'ho mai fatto con nessuno, semplicemente per questo, perché poi si presta a polemiche. Di certo loro hanno assolutamente la mia comprensione. È come quando mi chiedono di firmare le petizioni, io ho sempre detto guardate, non lo faccio con nessuno in maniera tale che poi non ci sia, per lui è firmato per i cavi elettrici, per l'altro non è firmato per i fontanassi e altre robe del genere. Però insomma penso che il mio ruolo istituzionale sia fondamentale per dire che loro devono essere ascoltati, questo è fondamentale. E mi devono considerare al loro fianco, fermo restando, e so che sono persone per bene, ma non lo dico perché vado in moda, perché so che sono persone per bene. Mi ricordo quando abbiamo fatto le linee guida per i ristoranti, non si sono messi a fare proteste, si sono messi subito ad adeguare i loro ristoranti, che non offrano il fianco ai polemisti della situazione. So che sono stati bravi anche a tenersi distanti da strumentalizzazioni politiche e affini di altri protestanti, definiamoli così, di altre categorie, e questo gli dà merito. Insomma, i ristoratori non sono solo una categoria economica, sono identità per il Veneto. Loro sono la nostra identità e la nostra storia. Ormai abbiamo delle località che vengono ricordate per il ristoratore di quella località, se ci pensate, no? Per quanto famosa ha reso quelle località. Dottor Flor, quindi. Ecco, prego. Partiamo dai tamponi. Allora la domanda era: Nora Cherel sui tamponi e la NAO fa un'altra diffida alla Regione perché non vengano usati neppure quelli di ultima generazione. Riassumo la domanda. La prima cosa che vorrei fare, tanto buongiorno a tutti, la prima cosa che vorrei fare è togliermi un dubbio, perché ho la sensazione che noi diciamo delle cose ma non vengano completamente capite, ancorché non siano difficili. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Voi lo sapete qual è? Io sì. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Rapportato a 100.000 abitanti, a 1.000 abitanti, a popolazione, a operatori sanitari, a chi volete.
ci sono i dati pubblicati giornalmente dal Ministero della Salute. Ce l'avete quel dato? Perché ve lo mando? Allora, la prima cosa, voi non potete avere questo dubbio e scrivere sui giornali quello che sentite dire, perché non è corretto. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Lo sapete? Se lo dica, altrimenti No, ma allora voi state qui a fare domande sui tamponi da settimane e non sapete chi è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Ve lo proietta tutti i giorni, Presidente, 3.500.000 tamponi molecolari fatti da inizio epidemia, dai 17 ai 20.000 al giorno. Quando ne facciamo pochi andiamo qualche settimana a 12.000, quando ne facciamo tanti andiamo a 23.000. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Ve lo chiedo per la 6ª volta, o mi rispondete o non andiamo avanti. Io non sto qua per... Allora, se è la domanda retorica, me lo dite per favore o ve lo dico io. La regione italiana che fa più tamponi molecolari è il Veneto, di gran lunga più di qualunque altra regione. Ne faceva, ne ha fatto e ne continua a fare anche oggi. In numeri assoluti, ieri c'è stata l'Emilia Romagna che ne ha fatto 1.000 più di noi. Noi siamo secondi, il terzo è la Lombardia, che ricordo ha la popolazione doppia della nostra. Se sommiamo lo storico dei tamponi molecolari fatti in Italia, nessuno ha fatto i tamponi molecolari che ha fatto e sta facendo il Veneto. Allora io vorrei aprire una parentesi su questo e dire di cosa stiamo parlando. La settimana scorsa noi abbiamo chiesto a tutte le aziende, una per una, di dirci qual è il massimo di tamponi molecolari che sono in grado di fare e refertarli entro il giorno dopo. Perché io non accetto di fare tamponi molecolari e avere il referto a 5 giorni. Lo voglio entro il giorno dopo. E quindi abbiamo un dato e sappiamo di poter fare dai 19 ai 21.000 tamponi molecolari al giorno se refertati entro il giorno dopo, perché refertarli a 5 giorni, mandiamo in giro la gente 5 giorni senza sapere se è positiva o negativa. Quindi la risposta che mi sento di dare a titolo personale, ma nel ruolo che ricopro, è che il Veneto ha sempre fatto, ha continuato a fare ed ha aumentato la sua capacità di tamponi molecolari. Perché ricordo che a fronte dei 20.000 mediamente che facciamo oggi, a marzo ne facevamo 7.000, ad aprile ne facevamo 7.000, oggi ne facciamo 17.000, ieri mi pare 15 o 16.000. Ricordo che sono i tamponi refertati quelli che vedete, non quelli fatti, perché al Ministero comunichiamo i tamponi refertati. Noi abbiamo 3,5 milioni di tamponi molecolari refertati. Adesso, per favore, almeno questo sarà riconosciuto. Poi possiamo andare oltre. A chi è che facciamo i tamponi molecolari? Come dicevano e come dicono le indicazioni ministeriali e come dicono a livello internazionale i documenti scientifici che ci sono. Per fare diagnosi in primis. E in primis lo facciamo a tutti i pazienti prima del ricovero, perché vogliamo sicuri che le persone che si ricoverano abbiano un tampone negativo molecolare. È capitato che abbiamo fatto il tampone oggi e il giorno dopo negativo e il giorno dopo era positivo, perché il tampone ti dà l'immagine di quel momento. Poi ci sono tutti i casi in cui ci sono stati i contatti, dove abbiamo i focolai, dove abbiamo il positivo che lavora insieme. Abbiamo tutti i tamponi che ci vengono chiesti con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta che ci chiede un tampone molecolare e noi lo facciamo. I tamponi rapidi noi li abbiamo sempre usati per screening. Come indicato e come tutti. O volete che andiamo all'aeroporto e mettiamo la gente 3 giorni ad aspettare il risultato del tampone molecolare?
O volete che distribuiamo i tamponi molecolari ai medici di medicina generale come invece abbiamo distribuito i tamponi rapidi a cura dello Stato? Allora, questa roba bisogna una volta per tutte. I tamponi rapidi sono e vengono utilizzati per screening, i tamponi molecolari per diagnosi, per conferma e per sicurezza. Ci sono diverse popolazioni a rischio, ci sono diverse popolazioni, è dimostrato, poi non andrei molto più in là, però qua sembra che ci sia una regione che non fa tamponi molecolari e che fa solo tamponi rapidi. I tamponi rapidi non sono una sostituzione, sono un'aggiunta e sono un'integrazione del tampone molecolare. Vi dico questo perché l'alternativa ai tamponi rapidi esiste, non è vero che non esiste, è il nulla, è il nulla. Noi siamo al massimo della nostra capacità di produrre tamponi molecolari, siamo la regione che fa più tamponi molecolari in Italia, da sempre, ora, allora e domani, ora, allora e domani. Siamo la regione che ha introdotto per prima massicciamente nello screening i tamponi rapidi. Allora, questo penso che vada preliminarmente chiarito rispetto ad ogni domanda su questo tipo. Ci sono varie osservazioni, io ho visto oggi una osservazione che cita un tampone che noi non abbiamo mai comprato. Ho visto oggi citato un tampone che la Regione Veneto non ha mai comprato. Io non escludo, non lo so, non ho la più pallida idea, ma noi non abbiamo mai utilizzato quel tampone nel senso che l'abbiamo comprato. Chiarisco ai colleghi, è il tampone, è quella tipologia di tampone che la NAO ha detto non va utilizzata. Noi non l'abbiamo mai comprato. Siamo d'accordo con la NAO, penso. Siamo d'accordo con la NAO. Quindi non serve che proprio il problema non esiste. Sul tamponi comunque rapidi e molecolari noi seguiremo pedissequamente quello che dice la circolare ministeriale, perché il nostro riferimento non sono le opinioni su questo come su altro che può avere qualcuno, sono quello che dicono le autorità che in questo paese sono preposte al governo della sanità, e in questo momento le indicazioni che qualcuno ha firmato, carta intestata Ministero della Salute, sono queste. Sui tamponi c'è ancora qualcosa da chiedere? No, la terza generazione. No, beh, chiedo se c'è ancora qualche dubbio. Se abbiamo ancora qualche dubbio, volete? Non osiamo avanzarli perché lei oggi è imbizzarrito e magari... No, io vorrei sapere se ci sono, perché ogni volta ponete questa domanda con un dubbio. Allora ditemi qual è il dubbio che avete, perché io non vi ho invitato a seguire quello che vi diciamo. Come è rappresentata dalla mia domanda, io non ho nessun dubbio, c'è un fatto, la NAO ha presentato una diffida tramite un legale, solo questo. Terza generazione. Allora noi seguiremo pedissequamente quello che dice la circolare ministeriale, questa è la nostra risposta. Mi piace pensare che veniamo messi in mora come regione perché seguiamo una disposizione ministeriale. Credo che riflette quello che magari non è molto chiaro ai più o a qualcuno, o qualcuno si ostina a continuare non chiaro, pensare che sia non chiaro. Ora, vi ho detto, penso che come deve funzionare il servizio sanitario sia stabilito dagli organi che ne sono preposti. Nel nostro caso l'organo scientifico si chiama Istituto Superiore di Sanità, l'organo governativo si chiama Ministero della Salute, l'organo che dà attuazione e organizza a livello locale si chiama Regione e Assessorato alla Salute. Quindi adesso possiamo anche fare fantasie o sbollazzi, ma questa è la realtà. Altre cose, dottore? Posso dare via le domande? No, sui tamponi volevo avere chiaro Andiamo questo, avanti, allora. perché, ecco, sulla situazione sanitaria, perché abbiamo un altro tema che ci rincorre ogni tanto, e sono i mitici posti delle terapie intensive.
Voi sapete che noi attualmente abbiamo attivi 700 posti di terapia intensiva, stamattina ce n'erano 91 liberi. Vuol dire che dei 700 attivi ne stiamo occupando 610. Dei 610 occupati da pazienti Covid positivi, quindi sono 334. Il limite massimo di occupazione dei 700 posti letto l'abbiamo avuto il 1° gennaio, 31 dicembre, dal 31 dicembre al 1 gennaio, e ne avevamo occupati 663. Si fa presto a capire che da allora noi abbiamo continuamente calato il tasso di occupazione delle terapie intensive. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è un dato che dipende da quanti ne escono e quanti ne entrano. Sono calati i nuovi ingressi in terapia intensiva. Negli ultimi giorni registriamo un minor numero di ingressi in terapia intensiva. Negli ultimi giorni registriamo un minor numero di ricoveri ospedalieri. Vi ricordate che, l'ha citato prima anche il Presidente, io dicevo dobbiamo monitorare quel numero dove siamo stati fermi per 2 o 3 settimane tra i 2006 e i 2007. Abbiamo toccato anche 2732 ricoverati in terapia non intensiva, oggi siamo intorno ai 2550. E vedete che il dato, con molta cautela che noi vi diciamo, vede di fatto una minor incidenza di positivi che ricaviamo dai tamponi, vede una minore incidenza di nuovi ricoveri nelle terapie non intensive e vede una migliore incidenza di ricoveri nelle terapie intensive. Stamattina abbiamo fatto un incontro con tutti i direttori generali per ragionare su come comportarci con questa disponibilità di posti letto di terapia intensiva, che ormai abbiamo fatto 96, 92, 91, i numeri ormai sono questi di posti letto, e abbiamo deciso che fino a venerdì non tocchiamo nulla. Venerdì ragioneremo se è il caso di rivedere questo numero di posti letto che abbiamo, perché abbiamo anche posti letto che abbiamo attivato specificamente in previsione Covid e che grazie a Dio non abbiamo utilizzato finora. No? Noi il 100% dei posti letto di rianimazione non l'abbiamo mai utilizzato. Posso dirvi, questa forse è una cosa che merita di essere sottolineata, che nei giorni di massimo utilizzo della rianimazione in Veneto, quando avevamo i 663, i 658, i 655, avevamo pazienti Covid e anche non Covid di altre regioni, perché c'era gente che aveva fatto interventi chirurgici importanti in centri di alta specializzazione e i nostri ospedali erano riandati in rianimazione. Quindi questo dice se il nostro sistema è in grado di garantire o di tenere, come si dice, a tenuta il sistema. Il sistema oggi è in grado di garantire questa disponibilità di posti letto, di terapia intensiva, ed è in grado di continuare a garantire per alcuni aspetti molto specialistici cure a pazienti anche se vengono da fuori, che sono pazienti che evidentemente ci vengono inviati da altri ospedali. Sulla parte andamento ricoveri e posti letto manteniamo 2250 persone sintomatiche positive a domicilio, a cui voi sapete che noi garantiamo cure farmaceutiche, farmacologiche, garantiamo ossigeno, garantiamo saturimetria. Una battuta sul vaccino.
Ieri ci è arrivata la terza fornitura da 40.000 dosi. I direttori generali mi dicono che tra domani e venerdì noi finiremo le dosi che possiamo somministrare, perché le altre le teniamo accantonate per il richiamo con cui partiremo lunedì. Non possiamo permetterci di non avere le dosi per partire col richiamo e quindi teniamo accantonato un cospicuo quantitativo di vaccino per essere puntuali con il richiamo con cui partiamo la settimana prossima. E quindi mi viene da dire il coro dei direttori generali è: dateci i vaccini che noi vacciniamo. Scusa, quindi, diciamo che questo lo vedranno nelle percentuali. Sì, questo lo si vede, però caleremo nelle percentuali di consumo, perché li dobbiamo tenere bloccati per fare i richiami. Con la fornitura di ieri, più di metà fornitura, direi 60% della fornitura, lo teniamo per partire col richiamo la settimana prossima. Oggi pomeriggio c'è una riunione tecnica con le aziende per stabilire le modalità di primo utilizzo delle circa 8.000-7.800 dosi del vaccino Moderna che riceviamo oggi. E l'occasione, guardate, noi abbiamo fatto un'operazione con i vaccini di compensazione, di spostamento vaccini da azienda ad azienda per garantire a tutti di poter vaccinare chi aveva più possibilità, chi aveva persone in case di riposo che attendevano il vaccino, e siamo stati molto supportati e molto integrati con le questure e le prefetture del Veneto che ci hanno garantito sempre la scorta nello spostamento dei vaccini che abbiamo fatto. Quindi li ringrazio, perché sono cose che sapevamo in maniera estemporanea e abbiamo organizzato con loro in tempo reale. Se il direttore è terminato, Tosato si è già prenotato, Pederiva e quant'altri seguiranno. Ecco, vado cauto perché oggi il direttore ha un diavolo per capello, quindi insomma... Due. Allora, tamponi, lei ci ha detto tutto, ma... Ci siamo capiti? No, ci siamo capiti, è una domanda aggiuntiva, non è di chiarimento. È possibile rapportare l'incidenza nell'intercettazione dei casi positivi tra molecolari e antigenici? Lo dico in maniera più semplice. Vuoi dire quanti molecolari consumiamo per confermare gli antigenici? Sì, cioè soprattutto qual è l'incidenza di queste due tipologie di tamponi nell'intercettare i positivi. Chiarisco se ho capito bene. Quanti positivi abbiamo beccato con i rapidi e quanti con i molecolari? Allora, noi fino ad oggi positivi li comunicavamo solo con il molecolare, perché non eri positivo se non avevi un molecolare positivo, e quindi abbiamo comunicato al Ministero sempre il numero dei tamponi molecolari fatti e il numero dei positivi trovati con i molecolari, perché avevamo bisogno della conferma. Noi sappiamo che dal 30 al 35% dei tamponi molecolari li consumavamo per dare conferma dei tamponi rapidi. Oggi non è più così, fra qualche giorno avremo i numeri, avremo i dati e vedremo di fatto come cambiano le cose. Voi avete visto che insomma oggi abbiamo un dato completamente diverso, a fronte dei 15-18 mila tamponi molecolari oggi abbiamo 55 mila tamponi, e quindi il dato dei positivi che troviamo è rapportato a quel numero di tamponi, perché salvo situazioni particolari non serve più la conferma. Ecco, l'altra domanda, un caso che lei ha sollevato in termini indignati nelle settimane scorse, le persone che insomma sfuggono dalla quarantena, dall'isolamento, vanno in giro, si rendono irreperibili. Siete riusciti a mettergli il sale sulla coda? Avete fatto segnalazioni?
c'è una tendenza insomma al mi pare che abbiamo già fatto qualche segnalazione alle forze dell'ordine. No, mi pare, abbiamo fatto qualche segnalazione alla forza dell'ordine dove per chi si sottrae alla reperibilità in quarantena. Il fenomeno è persistente o... Lo rileviamo giorno per giorno, vediamo a consuntivo. Noi questo l'abbiamo rilevato in maniera abbastanza importante e dove lo rileviamo lo segnaliamo, insomma. Se fossero stati 3 o 4 casi in Veneto il problema non si poneva. Erano 3 o 4 casi che avremmo comunque dovuto perseguire, ma quando invece sono molti di più diventa un fenomeno che può anche essere collegato con focolai di infezione che troviamo in giro. Grazie. Federiva. Grazie. Direttore, buongiorno. Solo un chiarimento sull'incontro e la valutazione che volete fare venerdì con i direttori generali sui posti letto liberi in terapia intensiva. Non ho capito, dovete prendere una decisione se aumentare quella dotazione di posti da attivare? Mi è proprio sfuggito il tema, non l'ho capito. No. Grazie. Siccome abbiamo un numero così alto di posti letto che non stiamo utilizzando di rianimazione, possiamo pensare di ripristinare qualche attività chirurgica che è stata temporaneamente sospesa o posticipata. Altre domande? Bene, allora oggi possiamo chiudere qua. Grazie a tutti. Più tamponi in Italia, qual è la regione? Perché non è chiaro ancora. Il titolo oggi è Floor Day. Arrivederci. Eccoci di nuovo in studio, questa è la conferenza stampa di oggi del governatore Luca Zaia con il direttore della sanità veneta Luciano Flor. Zaia che di fatto ha detto da 13 giorni la curva del contagio è in calo, ma questo non basta per abbassare la guardia, anzi tutt'altro. Noi siamo, tra l'altro, dice sempre Zaia, tra le regioni a rischio alto, a cui ha fatto riferimento anche il ministro Speranza questa mattina, relazionando alla Camera dei deputati sul nuovo DPCM che appunto approderà in Consiglio dei Ministri questa sera. Zaia che poi ha anche appoggiato le proteste dei ristoratori veneti che dice devono essere ascoltati. Quanto alla crisi di governo ormai imminente, dice sempre Zaia, la campagna elettorale oggi sarebbe assolutamente una cosa tragica. Quindi questo il quadro di giornata con Flor, che poi ritornato sulla questione sempre attuale dei tamponi molecolari, del loro rapporto con i test rapidi. I dati di giornata, soffermiamoci soltanto per un attimo, sono questi. Ecco la prima tabella di giornata di Regione del Veneto con azienda zero, 1183 casi nella notte, 279 nella sola provincia di Treviso, che resta appunto tra i territori più interessati dal contagio. Padova 228, Venezia 248, Vicenza 159, Verona 187, Belluno 17, Rovigo 63. Mi soffermerei soltanto per un attimo sui dati delle terapie intensive che come sapete sono cartina di tornasole dell'emergenza. Le terapie intensive sono occupate in questo momento, i posti in terapia intensiva 360, calcolate che una decina di giorni fa parlavamo di 400 posti letto, quindi c'è una diminuzione anche su questo fronte. Allora direi di fare così, perché abbiamo tante storie ancora da raccontarvi, tanta cronaca, tanti ospiti. Andrei in pubblicità per qualche istante, ma prima vediamo insieme le previsioni del tempo della nostra Alice Montagnier. Benvenuti al Meteo.
Si mantiene buono il tempo al nord-est grazie all'alta pressione che si fa sempre più presente. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 gennaio. Sul Veneto tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, a parte moderati addensamenti soprattutto sulle zone montane, e qui potranno anche verificarsi qualche lievi spruzzate di neve sulle prealpi ma anche sulle Dolomiti meridionali. Temperature minime molto fredde, ampiamente sotto lo zero ovunque, massime invece tra i 5 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 2 gradi, massime invece sui 5-7 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo infatti sarà decisamente stabile con ampio soleggiamento dappertutto, vedete il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime di qualche grado sotto lo zero, massime invece sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Rientriamo in diretta per proseguire il racconto di questa giornata con una crisi di governo arrivata di fatto alle battute conclusive. Alle 17:30 Matteo Renzi ha convocato una conferenza stampa e lì capiremo in quale direzione andrà tutto questo bailame che abbiamo registrato in queste ore. Sembra ormai certa la mossa del ritiro delle ministre Bellanova e Bonetti dal governo, ma lo scopriremo soltanto alle 17:30. Ovviamente ogni mossa politica ha anche delle conseguenze economiche. Su queste ci soffermiamo con il nostro nuovo ospite Matteo Ribon, direttore della CNR del Veneto. Buongiorno Ribon. Buongiorno a lei e ai telespettatori, grazie. Ecco, partiamo da qui, direttore, perché c'è una crisi di governo in atto e non è uno spettacolo per certi versi edificante, soprattutto per quelle imprese che in questo momento sono in ginocchio. Lei come la vede e che cosa si augura? Innanzitutto mi auguro si risolva velocemente, perché abbiamo bisogno di tutto fuorché di instabilità. E non possiamo permetterci in questo momento di avere una situazione a livello nazionale instabile che ritardi pagamenti, azioni e attività per quanto riguarda poi la gestione della pandemia e per quanto riguarda poi anche la gestione dal punto di vista della situazione economica. Di tutto abbiamo bisogno, sicuramente non di questo. E quindi io mi auguro che si trovi la quadra velocemente e non ci si soffermi sulle questioni di natura, come posso dire, di posti e di equilibri politici, ma si ritorni a parlare dei temi e dei contenuti veri che sono quelli che interessano il Paese, la popolazione e anche il tessuto economico dell'Italia. E qual è il primo contenuto vero, secondo lei, Ribon? I ristori, la ricostruzione, la ripartenza, che cosa? In questo momento qual è la priorità per le imprese in questo preciso momento storico? Il primo contenuto vero è la programmazione. La programmazione che ovviamente mette dentro sia la partita che riguarda i ristori, sia quella della gestione della campagna vaccinale, le azioni che sono collegate e anche tutta la gestione delle risorse derivanti dal Recovery Fund. Abbiamo bisogno tutti di costruire da oggi, insomma nel 2021, una programmazione più a lungo termine. Non possiamo gestire la stessa situazione che abbiamo gestito nel 2020 perché abbiamo un anno che è trascorso dall'inizio della pandemia e non possiamo usare gli stessi metodi. Io sono per confermare questo tipo di impostazione sia sulla questione che riguarda proprio i vari decreti, le varie attività, aperture e chiusure, ma anche sulla questione dei ristori. Sono per dare
un'altra impronta anche alla partita riguardante i ristori, che non deve più essere gestita a seconda delle chiusure settoriali, per cui di singoli codici Ateco, ma ci deve essere una visione più ampia sulla reale perdita di fatturato e di capacità di restare in piedi da parte delle aziende per aiutarle a guardare al domani. Una sorta quindi di meccanismo universale che trascenda quindi la logica tutto sommato stretta dei codici Ateco. Questo e assieme appunto dei tempi più lunghi. Guardate, l'esempio più eclatante è stato quello che ha riguardato i ristoratori durante questi ultimi giorni di inizio dell'anno. Ci sono state praticamente delle chiusure forzate fino al 6 di gennaio, poi il 7 e l'8 viene data la possibilità di aprire, poi dall'8 in poi di nuovo la chiusura. A quel punto c'è un problema vero, anche se apri non c'è la possibilità di avere clientela e non c'è la possibilità di avere una certa continuità. Come si fa a impiantare una linea? Come si fa a impiantare un'attività produttiva senza un minimo di organizzazione? Non è che si accende e si spegne una lampadina. Questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Quando chiude un ristorante, non chiude il ristorante, si ferma anche la filiera che lavora per quel ristorante, i dipendenti, i fornitori e tutta una serie di servizi, di attività che sono collegati. Se non capiamo questo, lo potevamo capire, insomma, sopportare durante la piena emergenza iniziale, perché non c'era nessun tipo di esperienza, ma dopo un anno dobbiamo provare a utilizzare un altro metodo. E a proposito di ristoranti, Ribon, come si colloca la CNA del Veneto anche in relazione alle diverse proteste che stanno prendendo forma eppure sostanza in queste ore? Parteciperete ai vari sit-in o comunque ai flash mob organizzati in giro per il Veneto? Il nostro compito è quello di essere un corpo intermedio, cioè fare rappresentanza, quindi abbiamo una responsabilità in più del singolo, che è quella di provare a intervenire nei confronti delle istituzioni e provare a dare anche delle prospettive diverse. Non è il nostro compito quello di andare in piazza a fianco di manifestazioni organizzate da altri, perché questo non è quello che ci viene chiesto né dai nostri associati e neanche da quello che potrebbe essere poi un'idea un po' più lunga di prospettiva, ma è quello di intervenire nei confronti delle istituzioni per dare delle idee, delle proposte per superare i problemi. Quindi il tema non è riapriamo i ristoranti, almeno questa è l'opinione che abbiamo noi, non è riaprire i ristoranti, ma è fare in modo che i ristoranti, i bar e le altre attività possano iniziare a lavorare in sicurezza e non fare più un ragionamento di accanimento nei confronti solo di alcune categorie ed escludere totalmente delle altre. Cioè bisogna trovare un metodo anche di convivenza col virus che tenga insieme anche l'aspetto economico. È molto più difficile questa cosa qui, perché alla fine cambia anche l'approccio, però dobbiamo fare questo sforzo, cioè la disponibilità a discutere nel merito ci deve essere. È chiaro che così non si accontentano tutti, però si prova a guardare anche a domani, perché altrimenti se no da questa situazione qui non ne veniamo fuori. Il 2021 è ancora un anno abbastanza lungo. Anno lungo e che, come abbiamo scritto in sovraimpressione, inizia in salita. Con quale atteggiamento psicologico, le chiedo, Ribon, da parte delle imprese? Lei vede più fiducia, sfiducia, rassegnazione? Che clima c'è in questi giorni? Il clima, se vogliamo guardare le indagini, i sondaggi che sono stati fatti anche dalla nostra Confederazione nelle ultime settimane, c'è grande difficoltà, grande in qualche maniera preoccupazione. Però uno che ha un'impresa, per sua natura non può essere sfiduciato, perché comunque sia fa parte proprio della natura propria dell'azione, dell'essere imprenditore. E certo che se ci fossero dei segnali un po' più strutturati, una guida anche a livello centrale un po' più chiara, non traballante come quella che stavamo parlando prima, dal punto di vista anche degli equilibri politici, eccetera, questo sarebbe
più utile per dare più forza alle imprese. Le imprese la loro parte l'hanno fatta e la stanno facendo. È chiaro che non basta, perché assieme a questa serve una forza molto importante da parte di tutti i corpi, le associazioni di categoria, i sindacati, per cui tutte le forze sociali, per dare un contributo assieme e assieme anche alle istituzioni a tutti i livelli, per cui la distinzione tra territoriale, regionale e nazionale a questo punto deve comunque viaggiare in un'ottica sempre più sinergica. Lo so che è difficile, ma non possiamo fare diversamente. Diciamo che la coesione non è solo affare della politica, la coesione richiamata dal Presidente Mattarella deve riguardare anche i corpi intermedi, questo immagino lei intenda dire, Ribon. Io la ringrazio per questo suo intervento. Ovviamente ci aggiorniamo nei prossimi giorni per ovviamente avere il polso della situazione e dell'umore delle imprese. Grazie a Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Allora, ovviamente stiamo monitorando anche la situazione a livello romano, forse fra poco torneremo anche alla Camera dei Deputati, ma adesso abbiamo un tassativo. Pubblicità dopo. Rientriamo in diretta per ritornare anche a Marghera e fare il punto della conferenza stampa di oggi, dove non sono mancati gli spunti, ma prima una pagina di cronaca dal Padovano. Cominciamo con un rogo che poteva avere conseguenze ben peggiori, che ha distrutto un'abitazione a Casalserugo. L'incendio si è sviluppato all'interno della canna fumaria e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto il tetto di un'abitazione a Casalserugo. Paura nella notte in via Gruato. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. I pompieri, arrivati con l'autopompa, hanno prontamente spento le fiamme, evitando che si propagassero all'interno dell'abitazione dove vive una famiglia. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore con il raffreddamento della canna fumaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio. Sempre nel Padovano, ma andiamo a Legnaro, dove un pensionato è andato alle poste nonostante fosse positivo al coronavirus. Sembra non fosse la prima uscita da casa, nonostante fosse positivo al coronavirus, per il pensionato di Legnaro, sorpreso dai carabinieri mentre si recava all'ufficio postale. Al 112 i vicini, che lo avevano visto muoversi dall'abitazione, avevano già telefonato più di qualche volta. I militari lo hanno fermato, identificato e hanno notato che il suo nome compariva nelle liste delle persone sottoposte ai provvedimenti di quarantena che vengono forniti ai comuni. A quel punto l'uomo, 65 anni, è stato denunciato con l'accusa di epidemia colposa. Vi dicevo, la discussione alla Camera dei Deputati di fatto delle comunicazioni date dal ministro Speranza questa mattina, Speranza che è ritornato sulla questione dello stato di emergenza, che sarà probabilmente prorogato, anzi sicuramente prorogato al 30 di aprile. Speranza che poi ha lanciato anche un appello alla politica perché di fatto ritrovi la coesione. Ma sentiamo in diretta l'intervento appena iniziato di Roberto Giacchetti di Italia Viva, proprio la forza politica che sta facendo deflagrare la maggioranza di governo. Sentiamolo. Un modo di restituire giustizia al ricordo di figure di primo piano come certamente è quella di Sciascia. Andrò indegnamente per pillole dunque, signor Presidente. Giustizia, giustappunto, potere, politica, impegno civile, corruzione, mafia ma anche antimafia. Sono le parole chiave della vita e dell'intera opera dello scrittore siciliano.
Nessuno come lui è stato un radicale nell'anima, oltre che per appartenenza politica. Un uomo scomodo, coltissimo, fermissimo nell'impegno e coraggioso nelle scelte di campo. Uno dei pochi a incentrare buona parte della sua produzione letteraria nella descrizione meticolosa e nell'aperta denuncia delle commistioni di interessi particolari tra poteri, politico ed ecclesiastico, se pensiamo a Todomodo, o investigare contemporaneamente gli aspetti politici, cronachistici e umani attraverso le lettere dalla prigione, nella fine tragica di Aldo Moro, in uno dei suoi libri più belli. Fu ancora un uomo incapace di non parteggiare per ciò in cui credeva, arrivando ad assumere senza indugi posizioni nette e spesso del tutto minoritarie su temi nevralgici della vita civile, come il diritto a una giustizia che fosse davvero giusta e per cui i principali artefici, i giudici, per lui, e cito, hanno un potere delegato dal popolo e debbono soffrire il loro potere invece di gustarlo in interessi personali. Fu uno dei pochi, non a caso, a schierarsi senza dubbio alcuno per l'innocenza di Enzo Tortora, di cui diventò nel tempo buon amico. Ecco, questo è l'intervento di Giacchetti che segue quello di Vittorio Sgarbi, che è stato particolarmente accaldato, come potete immaginare. Dicevamo, l'appello alla coesione del ministro Speranza, un appello che arriva in ore ovviamente drammatiche, perché si tratta di mettere in sicurezza non solo il recovery plan ma anche la gestione dell'emergenza da qui alle prossime settimane. Quindi queste sono le parole molto dense di significato che sono state pronunciate questa mattina dal ministro Speranza. Sentiamolo. Nei prossimi giorni teniamo fuori e lontana dalla battaglia politica, da vere o presunte tensioni elettorali, la salute degli italiani. Sarebbe davvero un errore imperdonabile distrarci o rallentare a poche centinaia di metri dal traguardo. Una forte e leale collaborazione istituzionale, un Paese intero che si stringe a coorte e certamente anche la via maestra per essere vicini ai nostri medici, infermieri, personale sanitario che ogni giorno da mesi combattono in prima linea e che in queste ore sono impegnati in modo straordinario anche nella campagna di vaccinazione. Queste le parole di Speranza, che arrivano ovviamente in un momento drammatico dal punto di vista politico, con conseguenze tutte da scrivere. Ma vedo prontissima come sempre la nostra Anna Maria Parisi dall'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque è appena terminato il punto stampa, non so se tu da studio hai fornito i dati riepilogativi di quanto detto adesso da Zaia, dal governatore Zaia. Qualche spunto. Diversamente ecco. Allora prego Anna. Cito così brevemente un po' quello che è stato il punto stampa con il governatore Zaia e con Luciano Flore, il direttore generale della sanità del Veneto. Fondamentalmente due i punti anche emersi nel corso delle domande che sono state poste da noi giornalisti. Dunque la prima, quella che riguarda un po' quello che viene stato definito di fatto il guanto di sfida lanciato da molti ristoratori e baristi, non soltanto italiani ma anche veneti, per quella che sarà la sfida al governo Conte con il nuovo DPCM, che prevede di aprire i locali per la serata del prossimo 15 gennaio, quindi di dopodomani. A tal proposito c'è un sito che si chiama Io Apro 1501, un hashtag che sta rimbalzando in queste ore di social, a cui hanno aderito fino ad oggi più di 50.000 ristoratori, questi da tutta Italia, iniziativa partita da un ristoratore sardo e che ha visto una massiccia adesione.
Al governatore Zaia è stata posta la domanda che cosa ne pensa al riguardo. Lui ha detto che certamente non andrà da nessuna parte, non andrà a cenare la sera del 15, però ha detto che capisce benissimo la loro rimostranza, in quanto la problematica di adesso e il problema di adesso è quello dei ristori che non arrivano, anche se ha ribadito il governatore Zaia ci sono state in tal senso le rassicurazioni da parte del governo. Quindi a questo punto non resta che attendere, anche se credo che continuerà il braccio di ferro con il governo, con questo atto dimostrativo, con molti ristoranti e molti bar che terranno aperto la sera del 15. E così anche a pranzo, perché sappiamo in zona arancione, ad esempio qui in Veneto, non è possibile, certo, se non per l'asporto. Questo per quanto riguarda il tema delle ristorazioni. Poi c'è l'altro fronte, quello dei tamponi, con la polemica di Anao Assomed, che sappiamo è il sindacato medico dei giornalisti. Nonostante l'ok da parte del governo ai tamponi rapidi, Anao sostiene che una parte di questi non sarebbero a norma, ma ha ribadito anche il dottor Flor che questi tamponi non sono mai stati utilizzati dalla nostra regione, dal Veneto, con i tamponi rapidi che vengono utilizzati per lo screening e i tamponi molecolari che vengono utilizzati per la diagnosi. Quindi chiarito questo punto, devo dire che è stato veramente era veramente molto inviperito, permettetemi il termine, il direttore generale Flor su questo tema. Infatti si è visto anche nel corso della conferenza come fosse molto animato da questo tema. E poi c'è un altro fronte, quello delle terapie intensive. Venerdì prossimo si deciderà anche se tenere tutte queste terapie intensive aperte. Si parla di un numero molto cospicuo, sono circa 700, sono 700 per esattezza il numero di posti letto in terapia intensiva aperti. Considerato che oggi è il 13° giorno che vede un calo dei ricoverati nelle terapie intensive, venerdì prossimo si deciderà se quindi chiudere una parte di esse, auspicando che appunto il virus non mieta altri positivi, e in questo senso, se le cose andassero in questo senso, si potrebbero riaprire anche molte attività chirurgiche fino adesso sospese. Questo in sintesi quanto emerso di saliente nel corso della conferenza stampa che si è appena conclusa. Se hai domande, Cristian. Grazie Anna Maria, a posto così, ti ringrazio. Ovviamente tutti i dettagli questa sera, lo ricordiamo, a partire dalle 18:30 nei nostri telegiornali. Grazie ad Anna Maria Parisi e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie Anna Maria. Ecco, questo quindi il quadro di giornata della nostra Anna Maria Parisi, con questo, se vogliamo, appoggio del governatore Zaia alla protesta dei ristoratori, che poi non parteciperà fisicamente alla protesta, perché anche questa domanda gli è stata fatta, ma per l'appunto c'è un sostegno ideale. Del resto è da settimane che il governatore Zaia con gli altri governatori di regione pone la questione dei ristori. Vedremo come sarà svolta dal governo già a partire dal Consiglio dei Ministri di questa sera. A proposito di esercenti, prima di un'altra pausa pubblicitaria vi mostrerei una delle proteste in ballo, che è quella dell'Associazione Veneto Imprese Unite, che è prevista per domani e dopodomani. Vediamo. 14 e 15 gennaio, giorni nei quali verranno definite le misure anti-Covid da inserire nel nuovo DPCM, date scelte dall'Associazione Veneto Imprese Unite per 2 manifestazioni che prendono vita dopo una lettera inviata a tutte le prefetture del Veneto chiedendo spiegazioni sui provvedimenti che riguardano la fascia gialla, in particolare la possibilità per i pubblici esercizi di tenere aperto, ma solo a pranzo. Se è sicuro stare aperti a pranzo, perché non è sicuro stare aperti a cena, e quindi chiediamo l'evidenza scientifica al governo. E inoltre abbiamo anche ovviamente chiesto degli indennizi che vadano a coprire il calo di fatturato del 2020.
Si inizia giovedì con un presidio sotto le prefetture di Treviso, Padova, Vicenza e Belluno. L'indomani invece nel capoluogo della Marca flash mob che simulerà un'apertura dimostrativa dei locali. Venerdì sera i locali saranno con le luci accese, con la musica accesa, al suo interno però faremo avere solamente il nostro staff, perché non vogliamo andare contro la salute pubblica, non vogliamo mettere a rischio nessuno, quindi non andremo ad aprire al pubblico. Facciamo vedere quanto i locali aperti alla sera siano comunque importanti anche per la collettività, perché danno sicurezza. Dal sindaco Mario Conte arriva però agli organizzatori un appello. Pur capendole, l'invito che faccio è quello di rispettare le regole. Da Penso Aiello la rassicurazione, la nostra associazione ha a cuore la salvaguardia della salute che ci ha sempre accompagnati, spiega nelle manifestazioni organizzate in questi mesi. Non sarà proprio adesso che andremo a rovinare la nostra immagine con azioni sconsiderate come alcune di quelle che si leggono sui social e che completamente non c'entrano con noi. Ecco, quindi una protesta pacifica e sicura, quella di Veneto Imprese Unite. C'è qualche istante di pubblicità, dopo ci ritroviamo di nuovo qui in studio con l'assessore regionale al turismo Caner e con un focus sulla montagna che è in ginocchio, come ha ribadito anche il governatore Zaia nella conferenza stampa di oggi. A dopo. Di nuovo in studio c'è un aggiornamento dell'ultima ora che arriva dal Trevigiano, in particolare da Paese, quindi siamo nella cintura urbana di Treviso, codice 3, quindi un operaio si trova in gravi condizioni, un operaio di 50 anni, c'è stata una fiammata in un'azienda di via Pastore, questo quindi in comune di Paese per la precisione a Postio, ma ovviamente sul posto si stanno recando, anzi si sono recati i vigili del fuoco, i carabinieri, il SUEM e ovviamente anche lo Spisal, tutti i dettagli nel corso delle nostre edizioni. Questo quindi l'aggiornamento di cronaca. Ve l'ho annunciato poco prima della pubblicità, siamo collegati, lo vedo, buongiorno, ben trovato all'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Non so da dove iniziare perché i temi sono veramente tanti. Iniziamo dalla fine, metaforica anche, perché non si sa al momento se è ancora una fine, quella del governo. Di fatto c'è una crisi di governo in atto alla moviola, perché è tutto rallentato e ce la trasciniamo da settimane e giorni. Alle 17:30 c'è la conferenza stampa di Matteo Renzi, tra l'altro lo stesso ufficio stampa di Italia Viva sta dando anche le indicazioni operative ai giornalisti. Ovviamente si consiglia la conferenza stampa da remoto per rispetto delle normative anti-Covid, ma di fatto alle 17:30 capiremo se le ministre saranno appunto ritirate dal governo, le ministre Bellanova e Bonetti, e cosa succederà poi, se Italia Viva esce del tutto, se rimane, insomma, lei che cosa vede, assessore, e che cosa si augura? Ma guardi, noi a dir la verità siamo molto concentrati su ciò che sta accadendo in Veneto e quindi non dico che non ci interessino le sorti del governo, perché interessano a tutti i cittadini, a tutto il paese, però è ovvio che insomma, la situazione che stiamo vivendo noi ci occupa già molto tempo e molte energie e siamo concentrati a risolvere quanto di nostra competenza. Guardi, io credo che alla fine andrà a risolversi con un rimpasto probabilmente di governo o con un Conte ter, oppure con la possibilità che ci sia un nuovo premier. Dubito che in questo momento si vada ad elezioni e posso anche comprenderlo, perché la situazione è effettivamente difficile, è drammatica, siamo in piena pandemia ed è ovvio che in questo momento gli sforzi di noi tutti, delle istituzioni in particolare di cui noi facciamo parte e anche dei cittadini, deve essere concentrato a superare questa situazione. Quindi è bene concentrarsi sui temi da risolvere,
sui fondi da portare a casa a livello europeo, da distribuire anche alle regioni. Ricordo che la Regione Veneto nel Recovery Fund ha presentato oltre 150 progetti per quasi 23 miliardi di euro, quindi noi siamo molto concentrati su questo, sul fare e sul risolvere le questioni. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Ripeto, forse in un momento come questo, lei sa bene la posizione anche della Lega, di Salvini, del presidente del mio partito su questo. Noi abbiamo sempre auspicato le elezioni, però ci sono momenti e momenti. In questo momento è importante dare delle risposte. Magari alle elezioni si può andare subito, ma appena finisce la pandemia. E tra l'altro le mostro proprio sull'ipotesi elezioni anticipate qual è il sentore dei nostri telespettatori. Ieri sera con Ring, la trasmissione di prima serata condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, abbiamo appunto lanciato questo sondaggio: crisi di governo, meglio le elezioni, e questo è stato il responso del pubblico. Forse riusciamo a sì 84,8%, no 15,2%. Quindi alla domanda molto precisa se è preferibile la via delle elezioni arrivati a questo punto, la stragrande maggioranza dei nostri telespettatori hanno risposto sì, e come al solito sono state tantissime le telefonate, migliaia e migliaia. Ecco, come si sente di commentare questo dato, Assessore? Ma guardi, è ovvio che la gente vuole tornare alle elezioni, perché effettivamente questo governo, secondo noi, secondo i cittadini e ovviamente secondo anche noi, non ha dato risposte concrete né alle istituzioni, quindi alle regioni, agli enti locali, né agli operatori economici, che vediamo in grande difficoltà. Non a caso noi ogni giorno usciamo chiedendo ristori immediati per le imprese, perché altrimenti il rischio è veramente di farle morire una volta per sempre e non riuscire più a ripartire. Quindi questo ormai è un dato consolidato, la gente l'ha capito, non è contenta delle politiche che si sono fatte a livello nazionale, delle prese di posizioni spesso in ritardo. Ricordo anche che tra il primo lockdown e il secondo non è stato preparato un piano importante per prevedere la seconda ondata, così come secondo me neanche la terza, che in alcune regioni si sta già verificando, e quindi è ovvio che questo ha stancato i cittadini. Quindi io comprendo bene questa esigenza e tra l'altro la condivido anche. Il problema è capire quando andare alle elezioni, cioè sul fatto di andare al voto siamo tutti d'accordo, compreso il sottoscritto. Quando è il tema vero. Certo. Tra l'altro c'è il discorso della pandemia, quindi esatto, votare in piena pandemia, e poi c'è il limite temporale del semestre bianco, quindi diciamo che ci troviamo un po' fra l'incudine e il martello da questo punto di vista. È una finestra molto piccola che bisognerebbe andare a cogliere. Certo è che in questo momento qua fare le elezioni con la pandemia diventa anche difficile probabilmente da gestire. Magari se nel giro di qualche mese, grazie anche all'intervento dei vaccini, grazie al fatto che molti si sono immunizzati anche semplicemente prendendo il Covid, magari tra qualche mese si potrebbe anche pensare. E senta, Assessore, lei ha parlato ovviamente del tema dei ristori, formula che utilizziamo spessissimo, ma ci sono dei settori e c'è un'area più colpita delle altre probabilmente, che è la montagna. Lei ieri accanto a diversi suoi colleghi delle regioni italiane ha lanciato un appello molto accorato al governo. La montagna è in ginocchio, lo ha detto anche poco fa il governatore Zaia, ma lo stiamo raccontando da settimane. Poi lo slittamento dell'apertura degli impianti di sci non fa che creare un clima difficile, difficilissimo. Possiamo dire che la stagione invernale di fatto è persa. Guardi, gran parte della stagione è persa, perché già perdere le vacanze natalizie significa molto per il comparto della montagna. Certo è che io ho sempre auspicato un'apertura anche parziale, quindi a febbraio, per
tanto per non saltare interamente la stagione, e anche perché non possiamo pensare che il tema della montagna sia legato esclusivamente agli impianti funivali, ma anche a tutto ciò che riguarda l'indotto, quindi gli hotel, la ristorazione, l'artigianato, il commercio. Cioè la montagna vive di turismo, non solo quella veneta, anzi anche le altre regioni alpine forse sono ancora più in difficoltà di noi da questo punto di vista, e quindi recuperarne almeno una parte secondo noi è essenziale. Certo è che bisogna farlo in sicurezza. Noi capiamo lo slittamento della data di apertura che era inizialmente prevista per il 18 gennaio, però chiediamo sostanzialmente due cose. Uno, che se si vuole aprire venga data una data certa, scusate il gioco di parole, per cui si possa ipotizzare e dire un qualcosa di concreto non solo agli impiantisti ma anche a tutto il mondo del turismo. Quindi una data chiara, in maniera che ci si organizzi, perché ci vuole anche del tempo per farlo. La seconda sono i ristori non solo per chi rimarrà comunque chiuso, ma anche per chi magari andrà a riaprire ma ha perso gran parte della stagione turistica. Quindi i ristori devono essere veloci, immediati e cospicui. Questo è importante, perché altrimenti, come dicevo, si rischia di compromettere non solo la stagione invernale ma anche quella estiva, perché alcune imprese, alcune aziende rischiano di chiudere i battenti per sempre, e questo non ce lo possiamo permettere, perché significa far morire una montagna che già ha il problema quotidiano dello spopolamento. Assolutamente, Assessore. Tra l'altro, se rimaniamo in montagna, il problema è duplice e riguarda tutte le strutture. Molti sono rimasti di fatto tagliati fuori, penso ai rifugi, a tutte quelle strutture anche, se vogliamo, intermedie. Che proposta, che misura può essere adottata per queste realtà che in montagna sono tante e danno da lavorare a tantissime persone? Guardi, i rifugi rientrano secondo me a pieno titolo all'interno della categoria dei ristoratori, dei bar, e quindi devono avere gli indennizzi che sono previsti anche per quel mondo lì. Poi sa, a me viene un po' da riflettere quando sento ragionamenti legati alla riapertura delle piste da sci, però alla chiusura dei rifugi. Allora, anche qui delle due l'una: per quale motivo è possibile andare in ristorante magari a pranzo, non a cena, ovviamente non adesso che siamo in zona arancione o rossa, ma quando eravamo in zona gialla era previsto farlo nei ristoranti o nei bar, però nei rifugi si pensava a dicembre, per esempio, poi cosa che è tramontata, di aprire le piste da sci ma tener chiusi i rifugi. Allora, c'è qualcosa che non quadra, ci sono molte scelte che non hanno logica da parte del governo, e questo è il motivo per cui, tornando al sondaggio che lei prima ha citato, molti cittadini vogliono tornare al voto, ma perché non capiscono la logica con la quale si affrontano queste tematiche, perché viene da dire in maniera ovvia che anche il rifugio possa aprire, ovviamente rispettando tutte le regole che ogni ristoratore o ogni barista deve rispettare, quindi il distanziamento, la mascherina, il contingentamento per esempio. Ricordo che noi abbiamo proprio come regioni alpine proposto un protocollo di sicurezza per la riapertura degli impianti, ovviamente non in questo momento perché siamo in zona rossa, ma quando saremo nelle condizioni di poterlo fare, però un protocollo di sicurezza che ci permetta di andare a sciare rispettando alcune regole importanti, tra cui anche il contingentamento, per esempio, degli ski pass. Ovvio che noi ci attendiamo contestualmente anche la riapertura dei rifugi. Senta, e se vedo che l'Alto Adige soprattutto è intenzionato ad aprire quanto prima, siamo abbastanza abituati alle fughe in avanti ovviamente delle province autonome, ma ecco, se lo scenario fosse reale, quindi l'Alto Adige riapre tutto, il resto no, che cosa, cioè, sarebbe uno scenario ovviamente quantomeno deprecabile per certi versi. Ma guardi, io non la voglio trascinare nella polemica, che poi è un po' sempre la solita polemica, però il tema si pone.
non mi sottraggo a questa domanda e le rispondo sinceramente. Credo sia difficile che avvenga questo. Primo perché c'è un buon rapporto tra gli assessori delle varie regioni alpine, più anche l'Abruzzo e la Liguria, che hanno un po' di impianti anche loro, anche l'Emilia Romagna, e tutti stiamo cercando di tenere una linea comune. Quindi dubito che l'Alto Adige, pur comprendendo le loro difficoltà, perché ripeto, vivono ancora di più di noi di turismo, però devono capire che una linea comune da tenere è importante. E poi guardi, ciò che è accaduto poco tempo fa in Austria con l'apertura di alcuni impianti dove si sono creati anche dei focolai ha fatto fare un passo indietro anche ad altre realtà, quindi penso che sia giusto fare una riflessione. Guardi, lo dice uno che è sempre stato diciamo dalla parte degli esercenti, del mondo economico, dicendo che questa pandemia comunque va vissuta, affrontata nel rispetto, nella sicurezza, con tutte le attenzioni del caso, però bisogna continuare a vivere. È anche vero però che ci sono momenti e momenti. In questo momento siamo in una situazione difficile e quindi se si prende una scelta, se si fa una scelta drastica, dura, difficile, lo devono far tutti, anche perché, guardi, diventa difficile soprattutto se l'Alto Adige o il Trentino, che hanno delle stazioni sciistiche a confine con il Veneto, lei dovrebbe anche spiegarmi come riesca a succedere che un impianto parte dal Trentino, come accade, penso, non so, certo, al Falcade San Pellegrino, per farle un esempio, dove parte da un territorio e arriva tra l'altro in un altro territorio, cioè la stazione di partenza sta in Trentino, la stazione di arrivo in Veneto o viceversa. Quindi ci sono anche delle complicazioni anche amministrative da questo punto di vista. Quindi auspico che questo non accada, ma sono certo che non accadrà. Assessore, resta con me ancora un minutino, possiamo andare in pubblicità, poi andiamo anche al mare per una considerazione che secondo me deve essere fatta. Solo un istante di pubblicità, dopo ci ritroviamo ancora in diretta con Federico Caner. Eccoci quindi di nuovo in diretta con l'assessore regionale Federico Caner. Prima però un aggiornamento proprio in tempo reale, perché l'Aula della Camera dei Deputati ha approvato con 295 voti a favore, 220 contrari e 7 astenuti la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza sul prossimo DPCM, che dovrebbe essere adottata questa sera in un nuovo Consiglio dei Ministri. Quindi quello che vi abbiamo raccontato finora, quindi la proroga dello stato di emergenza al 30 e le nuove misure che appunto potrebbero prendere forma e sostanza a partire dal 15 di gennaio. Quindi resta di fatto il sistema delle fasce, ma insomma lo scopriremo solo vivendo, soprattutto questa sera con il nuovo Consiglio dei Ministri. Ritorno da lei, Assessore. Rimaniamo per un attimo in montagna, perché nonostante il Covid, nonostante tutto quello che ci siamo detti, i mondiali di sci si faranno a porte chiuse. La decisione che era nell'aria è stata più volte annunciata, di fatto ieri è diventata ufficiale. Le chiedo che mondiali di sci saranno, fermo restando, una cosa va detta, che comunque saranno collegati, soprattutto tramite le televisioni, quasi 500 milioni di telespettatori da tutto il mondo, quindi resta un evento nonostante l'amarezza del momento. Ma guardi, lei di fatto ha già risposto. È ovvio che siamo tutti un po' amareggiati dal fatto di non poter vivere, soprattutto noi, tra l'altro veneti, che avremmo avuto la possibilità di andare sulle piste da sci, a vedere dal vivo questi campioni, a vivere un'atmosfera particolare. Quindi ci dispiace ovviamente che siano a porte chiuse, capiamo il momento e quindi condividiamo la scelta di farle a porte chiuse. Ovvio che avremo un danno anche dal punto di vista economico dell'indotto che si va a creare non solo a Cortina ma in tutto il territorio bellunese, se mi permette anche Veneto, perché poi c'è una mobilità che va anche oltre la regione Veneto tra l'altro, e quindi questo è sicuramente un danno economico che poi tra l'altro, guardi, si
si quantifica in maniera chiara anche in via diretta, per quanto noi come Regione, il Comune di Cortina, la provincia di Belluno, siamo già dovuti intervenire mettendo delle risorse in più per la mancanza per esempio del ticketing previsto, per la mancanza della vendita di alcuni prodotti di merchandising che erano stati preventivati nel budget di questi mondiali, quindi insomma di conseguenza dei danni di tipo economico diretto e indiretto li avremo. Detto questo però, lei ha detto la sacrosanta verità, ci sono più di 500 milioni di persone collegate e di fatto abbiamo già riscontrato in altre situazioni proprio legate al mondo dello sci che l'attenzione dei media è aumentata, gli spettatori sono aumentati, quindi vuol dire che la gente sta a casa, ma forse c'è più gente che sta a casa che guarda di più la TV, quindi di conseguenza diciamo che l'effetto è un effetto positivo legato alla pubblicità dell'evento sportivo. Manca diciamo questo aspetto così passionale di non poter essere lì fisicamente a vivere questa cosa, però insomma tutto sommato credo che il danno riesca ad essere circoscritto. Diciamo che l'effetto vetrina, chiamiamolo così, è garantito e esatto. Poi insomma le montagne si presentano bene perché sono bene innevate. La porto per un attimo al mare, proprio qualche istante, Assessore, con le parole del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ieri è intervenuto in una conferenza stampa dell'ULSS 4. Zoggia che mette a disposizione il Palainvent per le vaccinazioni di massa. Dice Zoggia, dobbiamo mostrare al mondo, soprattutto ai tedeschi, che siamo una località balneare e sicura. Sentiamo Zoggia. Il direttore generale Carlo Bramezza ha chiesto a Jesolo la disponibilità di uno spazio importante per vaccinare qualche centinaio di persone che vogliono vaccinarsi all'ora e quindi ci serviva uno spazio molto grande. Ho dato la disponibilità del Palainvent. Speriamo di partire prestissimo perché vorrei arrivare per l'inizio della stagione con la popolazione quasi tutta vaccinata, in modo che i nostri ospiti che verranno in vacanza da noi si sentono più sicuri e più protetti, e quindi è un messaggio importante anche dal punto di vista turistico che vogliamo dare ai nostri prossimi ospiti di quest'estate per fare un'estate tra virgolette normale. Ecco, un'estate normale, questo è l'obiettivo del sindaco Zoggia. Condivide questa impostazione? È già il momento di lanciare messaggi di questo tipo, soprattutto ai turisti stranieri, ai tedeschi? Guardi, assolutamente sì. Io ne sto già discutendo con le categorie economiche, le associazioni di categoria del mondo alberghiero, e proprio con Federalberghi poco tempo fa si era discusso della necessità di fare una promozione nazionale e internazionale legata al fatto che il Veneto è sicuro a 360 gradi, quindi anche sulla questione della vaccinazione, soprattutto anche per gli addetti ai lavori, quindi penso al personale degli hotel, dell'extraalberghiero, negli aeroporti, tutti coloro che tra l'altro sono in prima linea con il cliente, sia importante. Guardi, pensi che la Germania sta già dicendo ai propri cittadini che chi si vaccinerà potrà andare tranquillamente in vacanza, non sarà soggetto a quarantene, quindi raccomanda questo. Di conseguenza quei paesi che ospiteranno i turisti garantendo determinati protocolli di sicurezza e attenzioni saranno favoriti. Dico questo non per dire che sono favorevole o meno al vaccino, sto dicendo che piaccia o non piaccia accadrà così. Diciamo che la patente di immunità sarà inevitabile. Purtroppo sì, mi viene anche da dire, nel senso che può essere per qualcuno positivo, per qualcuno meno bello, perché sappiamo che ci sono posizioni diversificate tra i cittadini, ma sarà così. Pensi al mondo del trasporto aereo, arriveremo molto probabilmente, lo diceva anche il presidente Zaia un po' di tempo fa, e non è che lo proponeva lui, lo diceva perché si era già reso conto che purtroppo accadrà. Ci saranno delle compagnie aeree che ti chiedono la certificazione, il passaporto vaccinale per poter salire in aereo. Purtroppo accadrà questo, piaccia o non piaccia. Quindi dobbiamo adeguarci per quanto riguarda la nostra promozione, e guardate che l'estate ormai è alle porte.
Questo è anche un messaggio di speranza, Assessore, e speriamo. Insomma. Ecco, e poi bisogna, quello che abbiamo capito, prendersi anche per tempo. Se c'è una cosa che abbiamo capito da questa pandemia per certi versi, non so se condivide. Noi stiamo già lavorando su questo. Io sono fiducioso, lo devono essere anche tutte le categorie economiche, anche perché fa parte della vita, non possiamo star qui a piangerci addosso, cercare di risolvere i problemi, ma dobbiamo già pensare a quando questa pandemia finirà e dovremo essere pronti a ripartire, quindi pensare già a dei progetti promozionali in linea con quello che anche il mercato chiederà, e quindi è giusto fare riflessioni di questo tipo. Chiudo dicendo che anche all'aeroporto di Treviso, per esempio a Canova, è stato aperto un Covid Point dall'ULSS 2 di Treviso proprio per le vaccinazioni. Quindi, come vede, da più parti in Veneto ci si muove su questo. Assessore, grazie davvero e buon lavoro. Ovviamente ci aggiorniamo come sempre sulle varie iniziative della Regione anche sul fronte turistico, essendo il turismo il principale comparto in Veneto. Grazie a Federico Canera. Siamo addirittura d'arrivo, pochi istanti ancora, fissiamo la cifra del primo bollettino di giornata della Regione del Veneto con azienda 0, 1183 nuovi casi nella notte. C'è oggettivamente una frenata del contagio, lo ha ribadito anche il governatore Zaia, che dice però non dobbiamo abbassare la guardia, anche perché il rischio continua a essere alto. C'è lo stato di emergenza prorogato al 30, alle 17:30 la conferenza stampa di Matteo Renzi, capiremo in quale direzione andrà la crisi di governo. Pochi istanti davvero solo per salutarvi e salutare anche Tony Esposito e Alice Montagnier dalla regia. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.